Mercoledì 10 di giugno, sono le 7, buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, che sarà in vostra compagnia fino alle 10:15. Cominciamo subito con la pagina meteo, poi andremo a leggere le prime notizie dal quotidiano Il Piccolo. Oggi l'avanzamento di una saccatura atlantica porterà al passaggio di un fronte sulle Alpi che determinerà il richiamo di correnti sud-occidentali umide e instabili verso la regione. Da domani e per tutto il fine settimana avremo tempo più stabile grazie al consolidamento dell'anticiclone sull'Europa occidentale. Mercoledì 10 giugno sulla zona montana cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali più probabili e diffusi di notte e poi nuovamente dal pomeriggio. Su pianure e costa nuvolosità variabile, dal pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi che localmente potranno essere anche forti. Sulla costa dal tardo pomeriggio e in serata potrà soffiare scirocco moderato, temperature minime 20-22 gradi centigradi, massime 25-27 gradi. Per domani, giovedì 11 giugno, di notte residue piogge anche temporalesche più probabili sulla costa. Soffierà vento da nord sostenuto in quota, in giornata cielo in genere variabile, con buona moderata sulla costa e sulla pianura orientale, in particolare al mattino quando potrà essere sostenuta a Trieste, temperature in leggero calo, 16-18 gradi le minime previste, 23-26 gradi invece le temperature massime per quanto riguarda domani. Giovedì 11 giugno la tendenza poi verso il fine settimana, come descritto, è quella di una regione prevalentemente soleggiata, senza precipitazioni, in arrivo fra venerdì e sabato. Andiamo a leggere le notizie del Piccolo, anzi vi anticipo prima anche gli ospiti di oggi. Saremo in compagnia di Maria Luisa Paglia, segretaria provinciale del Partito Democratico, fino alle 9, dalle 9 invece a chiusura sarà con noi Stefano Vatta, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Andiamo al Piccolo, non scaleremo generali. Il risico bancario, intesa, alza il tiro con l'offerta da 30 miliardi per Montepaschi. L'amministratore delegato Messina parla di mossa anti-BPM, no, è un dossier aperto da anni. Garantita l'indipendenza del Leone di Trieste, Siena resta in attesa, valutiamo la proposta. Il governo si divide, ma c'è il placet della Presidente del Consiglio Meloni. La città che cambia invece, ruspe operai in azione all'ex fiera, demolite le strutture dei vecchi padiglioni. Alla pagina 21 il racconto all'interno della ex fiera interessata da un progetto di recupero edilizio e anche commerciale. Friuli, 7 arresti, una fabbrica clandestina di sigarette, sequestrate 78 tonnellate di tabacco. Schengen, KO, i costi dei presidi ai valichi del confine italo-sloveno, interrogazione al Viminale proprio sulla spesa di queste misure di contrasto all'immigrazione clandestina. Istruzione, ufficio scolastico regionale, la nomina dopo l'attesa, Pavatti e la nuova direttrice proprio dell'ufficio scolastico regionale. Medio Oriente, Trump chiede a Israele di fermarsi, Netanyahu non è finita con il dialogo tra i due presidenti, l'illusione diplomatica proprio di Trump e la trappola del Libano. Questo è il commento di Renzo Guolo a pagina 8. L'analisi, l'ultima occasione per realizzare un sistema meno italiano, e poi il carroccio agitato, i leghisti del Friuli Venezia Giulia tifano per Federica, vice segretario, distinguo di Anna Maria Cisint. La cronaca locale, il tram fermo da 8 mesi, verso la ripartenza via i test di guida, proprio oggi cominciano le movimentazioni delle carrozze. A Roiano, truffa telefonica sventata, in cella il finto carabiniere. A pagina 23 il di più su quanto accaduto. Calcio under 17 con Casagrande, Trieste conquista un pezzo d'Europa nelle pagine sportive e il successo degli azzurrini. Book Week Gorizia Capitale, tutto pronto, 3 giorni di libri incontri con gli autori nelle iniziative del gruppo NEM, il gruppo del Piccolo. Cominciamo oggi con le notizie della cronaca locale, proprio le ruspe all'interno dell'ex fiera, padiglioni
le prime demolizioni, intervento che sta aggredendo le vecchie strutture lasciandone solo lo scheletro. In autunno Conad farà partire le opere che abbatteranno gli interi fabbricati. Nel nuovo progetto anche un percorso ciclopedonale più ampio su via Rossetti, legando la struttura, la grande area dell'ex fiera con la struttura di via Rossetti, la caserma, che come sappiamo è noto, è oggetto di un progetto di realizzazione di campus scolastico al posto chiaramente degli spazi della ex caserma. L'intervento sta aggredendo, come detto, le vecchie strutture. La variante in Consiglio Comunale entro fine anno, prime opere di costruzione nel 2027. Questo poi viene spiegato all'interno dell'articolo. Pedocin a misura di disabile con la nuova discesa a mare, la presentazione lunedì di questo nuovo sistema che permette alle persone diversamente abili di poter entrare in acqua, un sistema mobile, quindi può essere utilizzato in entrambi i lati dello stabilimento, lato donne e lato uomini, ed è abbastanza facile il suo utilizzo e quindi la situazione diventa comoda per tutti. Allora andiamo adesso invece alle notizie di cronaca per quanto concerne le situazioni legate ai furti nelle palestre, perché dopo quelli della John Reed, i casi della settimana, di alcune settimane fa, ce n'è stato un altro in un'altra palestra cittadina con l'intervento delle forze dell'ordine. Forzava gli armadietti e rovistava nei borsoni mentre le vittime ignare si allenavano. L'uomo rubava portafogli, orologi e quanto di prezioso riusciva a trovare. La polizia locale di Trieste però ha messo fine alla sua attività criminale. Arrestato un triestino colto in flagranza mentre rubava alla palestra Webfit di Scalo Legnami. Gli agenti lo hanno pizzicato nella giornata di ieri proprio mentre era intento a rovistare fra gli effetti personali di alcuni clienti. L'arresto è il frutto di un'accurata indagine coordinata dal pubblico ministero Andrea Laganga, fatta di appostamenti e pedinamenti. Gli investigatori del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale si sono finti frequentatori della palestra per monitorare il sospettato fino a sorprenderlo con le mani nel sacco. Ora il ladro si trova al carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La notizia dell'arresto è stata accolta più che positivamente dagli avventori della palestra, peraltro frequentata anche da diversi appartenenti alle forze dell'ordine. Ah sì, siamo parecchi appartenenti alle forze dell'ordine che veniamo qui ad allenarci e quindi va bene, giusto così, va benissimo. Beh, mi fa piacere che almeno siamo riusciti a fare qualcosa di buono. Direi che l'arresto è stato meritato perché sono cose che non si devono fare. Quando capitano a te dà sempre fastidio e quindi è giusto che venga beccate persone così. Allora, riprendiamo la rassegna, visto che comunque non è ancora aggiornato il documento del Piccolo di oggi. Abbiamo visto la prima pagina e le notizie di quelle di ieri. Andiamo sul Corriere della Sera, questo sì che è mercoledì 10 di giugno, con Ponte, scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto. I pubblici ministeri volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista. Con invece la foto notizia del Corriere della Sera andiamo al Mondiale, America domani il via, i prezzi alti, i controlli, l'arbitro respinto, il Mondiale delle stelle, delle polemiche, diversi giocatori e allenatori, c'è anche Carlo Ancelotti che allena il Brasile, poi Messi, Ronaldo, Yamal, Neymar e Haaland in primo piano fra le foto di quelli che saranno probabilmente fra i protagonisti delle proprie nazionali in vista di questo mondiale. Alle porte, Cina, Stati Uniti, Unione Europea, se cambia l'ordine globale, scrive Danilo Taino nel fondo di oggi del Corriere della Sera. La missione della NASA, Parmitano e la Luna, piloterà Artemis 3, il manager invece Piacentini, nel tech italiano ci sono tanti talenti, dice. Questioni Medio Oriente, il raid americano contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache
Trump, risposta proporzionata, Libano, vittime a tiro. Accordo vicino, l'ha detto 38 volte, la diplomazia del tycoon, sanzioni a Putin, colpito il petrolio con un nuovo pacchetto dell'Unione Europea. La borsa premia il blitz su Monte Paschi, salgono i titoli delle banche, l'operazione di credito. Ora scegliamo il candidato per Milano, invece l'intervista a Ignazio La Russa riguardo le politiche con le elezioni di Milano. Il Donald è rotondo, scrive Gramellini nelle rubriche Il Caffè. Il caso in Egitto incella l'ex marito della condannata per adulterio. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Per quanto riguarda le notizie locali, sguardo alle pagine online. Da Milano e Medio Oriente 2 appigli di salvezza per la Startech. Una società è pronta a investire tra i 2 e i 3 milioni di euro, un'altra avrebbe tempo di ingresso più lunghi. Servono certezze prima di qualsiasi accordo. Il tavolo al Ministero è stato aggiornato alle 14 del 7 di luglio, 2 nuovi partner all'orizzonte. Rubava negli spogliatoi della Webfit mentre i proprietari si facevano la doccia, arrestato dalla locale in incognito, come abbiamo visto dal servizio poco fa. Ancora cronaca, stuprò una donna che viveva in auto, preso mentre fuggiva all'estero, il blitz scattato in Carso. I carabinieri, irruzione notturna in una scuola media, malviventi nell'ufficio della preside, è successo a San Dorligo della Valle d'Olina. Sottoposto un TSO ubriaco si lancia in mezzo alla strada e rischia di essere investito, bloccato e sedato a Cattinare. È successo alle 3 di mattina del 9 giugno, ieri. Sul posto intervenuti i carabinieri del Norme e i sanitari del 118 che l'hanno sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. La Startech la vediamo anche nella prima pagina del Piccolo online, in evidenza nella parte web del quotidiano locale. Uno spiraglio spunta in un fondo americano e una società libanese. Il CEO Mrdovic Vianello cita Stelex Capital, che punterebbe alla maggioranza, coinvolta anche l'azienda dell'elettronica Multilane, per un peso circoscritto. Istituzioni prudenti, però serve massima celerità. Restano ancora incertezze sulla situazione legata alla trattativa proprio della compravendita o del subentro in quota per la Startech. La commemorazione di Grills e gli scontri in viale a Trieste, prime denunce ai manifestanti dopo i fatti del 19 maggio scorso. Furti nello spogliatoio della palestra, giovane triestino arrestato in flagranza, come abbiamo visto già anche dal servizio. Electrolux e filiera del bianco, dalla regione Friuli Venezia Giulia arrivano 8 milioni della manovra estiva. E allora andiamo in Consiglio regionale, perché sono giorni questi in cui sono in discussione diversi argomenti fra le province, il piano casa, tra poco arriverà la finanziaria regionale. Sentiamo invece che cosa è stato raccolto ieri tra le aule di Piazza Oberdan. Credo che la capacità, l'esperienza politica amministrativa di Massimiliano Fedriga giustificano un ruolo che sia veramente operativo e non formale. Il capogruppo leghista in Consiglio regionale Antonio Calligaris non nasconde la propria soddisfazione in seguito alla proposta avanzata da Luca Zaia di destinare a Massimiliano Fedriga il ruolo di vice segretario nazionale della Lega, suggerimento accolto positivamente in maggioranza dal consigliere forzista Michele Lobianco. Avendo avuto chiaramente una grande esperienza politica nazionale, quindi è una scelta quasi naturale, mi viene da dire, laddove io sono di Forza Italia, quindi non entro ovviamente nelle gestioni altrui del partito, la ritengo una scelta assolutamente oculata e direi anche vincente. Insomma. L'opposizione su questo argomento sta alla finestra, non senza ricordare, lo fa il capogruppo PD Diego Moretti, che al momento il Carroccio deve affrontare la questione Bannacci. È stato voluto vice segretario da Salvini, poi ha abbandonato la Lega ed oggi è il più grande concorrente della Lega, quindi io credo che quando accade che insomma, chi è causa del suo mal pianga se stesso, si verrebbe da dire, in particolare a chi ha voluto Bannacci, sapendo che questo avrebbe snaturato, diciamo, la Lega degli anni 90, la Lega delle origini. Roberto Bannacci dunque, il leader di Futuro Nazionale, si aggira come uno spettro all'interno del centrodestra? Bannacci potrebbe essere una questione che debba preoccupare tutto il centrodestra, perché lui è più impegnato a fare opposizione al centrodestra e credo purtroppo in maniera
con volontà o meno a favorire il centro-sinistra. Se Fratelli d'Italia non commenta, Calligaris sotto certi aspetti rilancia, sempre però nel proprio campo, e Forza Italia al momento prova in qualche modo a smarcarsi, tenendo in considerazione che politicamente Vannacci di poco potrà spostarsi dal centrodestra. È chiaro che non ci ritroviamo nello stile vannacciano e riteniamo che possa anche essere un fuoco di paglia, perché la strada fino alle elezioni è ancora molto lunga e comunque noi siamo forti dei nostri valori, dei nostri ideali, e su questi cercheremo di costruire una proposta di governo importante. È proprio un crescendo nella società, tra un elettorato chiaramente che vede in questa figura un nuovo riferimento, quindi una realtà crescente con cui dobbiamo chiaramente comprendere quali saranno le regole di ingaggio nelle prossime alleanze, in un prossimo imminente futuro. Torniamo alla stampa nazionale con la Repubblica, il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo Stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Pressioni per l'ok al progetto del ponte, la Procura di Roma apre un'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Il sì del mercato a Intesa Montepaschi, indice record a Piazza Affari, l'offerta di Intesa San Paolo su Montepaschi Siena è stata accolta positivamente da Piazza Affari, l'indice FTSE/MIB è balzato oltre 5.000 punti, ottimo è stato anche l'andamento dei gruppi bancari che sono coinvolti in questa trattativa. Quelli in sofferenza e poteri di controllo. L'analisi della Repubblica, l'ultimo album con le prime pagine di Repubblica domani in regalo, sport, tensioni e caro biglietti, il mondiale al via, con infatti anche la questione legata ai prezzi dei biglietti. Bombe israeliane su tiro, elicottero americano abbattuto a Hormuz, Trump dice risponderemo. Medio Oriente, vedete la fotonotizia con le macerie dopo il nuovo attacco israeliano su tiro. Si trova in Libano. Nel mondo, capovolto di Siena, invece si parla nell'articolo a pagina 12 di Francesco Manacorda, un italiano verso la Luna con Parmitano su Artemis, la terza missione di Artemis, la missione NASA per preparare lo sbarco, il 49enne nella sede della NASA per i dettagli sulla missione, sarà lui a pilotare Artemis terza. La Stampa, corruzione, bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato, un imprenditore, ma la Lega tira dritto. Il commento, toghe contabili, ombre sulla riforma. Fisco, la vera partita oltre alla patrimoniale, poi il risico bancario, Messina sul Montepaschi nel suo rilancio. Guzzetti, così Intesa protegge il risparmio. Andiamo in Medio Oriente, Israele bombarda i cristiani di Tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran, mondiali Stati Uniti rigetta, Stati Uniti controlli shock, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati, ore, arbitro somalo respinto, i controlli agli aeroporti americani, all'arrivo del Senegal e poi Fabio Cannavaro, commissario tecnico dell'Uzbekistan, che viene perquisito a fondo una volta arrivato sul territorio statunitense. Azteca, lo stadio dei miti, dal Toro a Maradona, domani la cerimonia inaugurale, tra i protagonisti Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, l'ultimo ballo dei giganti, sarà probabilmente l'ultimo mondiale di tutti e tre i giocatori. Con la Stampa andiamo poi al tifoso ferito al derby, ditemi chi mi ha colpito, parlerà per la prima volta Basoccu dopo gli scontri. Sui bimbi del bosco ho sentito troppe bugie, l'intervista al garante per l'infanzia. Andiamo a Il Giornale, vogliono fermare il ponte sullo Stretto, toghe senza freni, 3 indagati, l'ipotesi dei pubblici ministeri, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera. Salvini dice vado avanti, l'intervista poi a Fuksas, opera necessaria per l'Italia, dice l'Archistar. Conte ci minaccia ma non spiega, l'ex premier replica al Giornale, da oggi querelo
però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Didon, il giro d'affari milionario messo in primo piano con il giornale. Traffico di clandestini e quel legame coi Propal, la pista porta ad unknown, 2 arresti a Milano, la minaccia islamista, soldi e influenze della rete italiana della Fratellanza. Feltri, il re dei cronisti, come non l'avete mai letto, la nuova autobiografia, il richiamo è a pagina 26. Accordo con il governo, statali, firmato il contratto fino a 220 euro in più, per andare poi al shock a Belfast, sudanese tenta di sgozzare un uomo in strada. Il Sole 24 ore, banche, il Risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank con la Cina, poi forte balzo dell'export, maggio negli Stati Uniti più 35,4%, le esportazioni totali salgono del 19,4% come punto percentuale. Elicottero americano abbattuto dall'Iran su Hormuz, Trump dice reagiremo, a tiro arriva l'ordine di evacuazione anche per il quartiere Cristiano. Ponte di Messina, Roma, 3 indagati per corruzione e rivelazione di atti, la partita finanziaria con Piazza Affari che supera 51.000 punti con il rally del credito e poi ripiega nel finale. Le imprese, rivedere l'ETS o l'industria a rischio, la competitività. Confindustria lancia l'allarme, siamo all'ultima chiamata. Vicenza, produzione ancora negativa, meno 3,5% l'export extra Unione Europea nei dati del primo trimestre 2026. Gli statali, 162 euro in più per ministeri e agenzie nel pubblico impiego, il rinnovo del contratto per le funzioni centrali, coinvolti 204.590 lavoratori. Pagamenti della pubblica amministrazione ai professionisti, dal 15 giugno le verifiche preventive con i controlli telematici. La missione NASA Luca Palmitano è a bordo di Artemis III, così sarà lui a guidare la nuova spedizione. La Gazzetta dello Sport, mondiale a peso d'oro, ci siamo, domani si parte. In campo giocatori per oltre 13 miliardi, Yamal è la stella che vale di più, 292 milioni di euro. Il Real Madrid per l'argentino Alvarez ne offre 150, ma l'Atletico Madrid rifiuta. Con domani lo speciale sul mondiale, qui i volti di alcuni degli assi e dei pezzi pregiati che saranno infatti protagonisti probabilmente del mondiale. L'Inter mette i muscoli, c'è Atta con Solé, doppia trattativa con l'Udinese, l'Aston Villa apre, Juve, Paradibo, accordo fatto, serve però uno sconto, il contratto pronto, il Milan offerto a Glasner un biennale. Christian ascolta l'orco con la sveglia di Luigi Garlando che si rivolge verso Eriksen, nuovamente colpito da un malore dopo quello delle scorse competizioni che lo aveva visto accasciarsi e soffrire per un attacco al cuore. Vai Kimi con Antonelli, la Formula 1 in arrivo, un supermotore, via libera alla Mercedes per i nuovi sviluppi delle auto guidate dai piloti della Formula 1. Sinner, esami ok, era solo fatica, da oggi riparte il suo lavoro in vista di Wimbledon, sfumato ormai il Roland Garros, lo slam che non è riuscito a portare a termine Sinner, che ora si concentra invece sul prato di Wimbledon, lo slam londinese. Andiamo a collegarci con la sala operativa della polizia locale per quanto riguarda le notizie di giornata rispetto al traffico e alle segnalazioni. Lo chiediamo all'ispettore capo, in linea con noi Paolo Gurtner, buongiorno. Buongiorno a Gullotta, buongiorno agli ascoltatori. Innanzitutto riferiamo che la notte è trascorsa senza incidenti e di questo noi siamo felici. Per quanto riguarda il resto della notte sono proseguiti i lavori notturni appunto reattivi delle asfaltature in strada Friuli, salita di Gretta e Cisternone fino alle ore 6. Anche la via Svevo sarà interessata da medesimi lavori notturni. So che ci sono già i cartelli di divieto, ma non abbiamo ancora notizia dell'inizio dei lavori stessi, perché probabilmente è la medesima ditta che lavora in strada del Friuli e quindi ci sono dei leggeri ritardi rispetto alla cronologia predisposta.
Per quanto riguarda sempre le asfaltature, ricordo che anche sono previste in Tigor terza armata Ciamicia, già da ieri se non sbaglio sono iniziate, con orario 8:30-17, e quindi attenzione anche là ai residenti per quanto riguarda i divieti. La Galleria Carso da ieri è nuovamente richiusa in direzione Trieste, quindi obbligo di uscita a Padriciano e relativi rallentamenti al Via d'Acca. Da questa mattina volevo far presente che e anche domani sono previste attività di prova lungo la linea tranviaria Trieste-Officina. Il tram transiterà lungo la via Martire Libertà fino a raggiungere Piazza Dalmazia, e pertanto chi ha ancora veicoli magari in sosta in quell'area è pregato gentilmente di andarli a spostare prima che arriviamo noi e li portiamo via d'autorità con sanzione e rimozione relativa. Rimanendo in zona, faccio presente che dal pomeriggio del giorno 8 la viabilità sul Colle di Scorcole è ritornata alle origini, in quanto i lavori in via di Romagna al Civico 42 si sono conclusi e pertanto la via Virgilio è ritornata a senso unico a salire dalla via di Scorcola. E la via Artemidoro è a senso unico come in origine in direzione via Romagna. I successivi lavori, che sono ormai già programmati, sono già avviati, il cantiere praticamente è già quasi allestito, prevedono la continuazione delle attività tra la via Artemidoro e la via dello Strabone. Attualmente si passa a malapena con un veicolo piccolo a salire verso via Cantù, ma penso che già questa mattina sarà inibita la transitabilità e pertanto la viabilità è concessa in discesa verso via Fabio Severo senza alcun problema. In mattinata a partire dalle 10 è prevista una manifestazione in Campo San Giacomo per la ricorrenza dell'82esimo anniversario del bombardamento su Trieste. Alle 10:30 ci sarà una messa presso la chiesa appunto di San Giacomo Apostolo e alle 11:45 deposizione della corona nei pressi del campanile della chiesa stessa. Do avviso inoltre infine che ci saranno nuovi cantieri oggi, sia via delle Querce, via dei Mirti e Appiari per quanto riguarda Roiano, e in Campi Elisi via 20 settembre nel primissimo tratto antistante al Teatro Rossetti sulla parte pedonale per capirsi. Inoltre divieti per traslochi Sienzo Venzoni, angolo 20 settembre, Scaglia Monticello e via Morari 28. Direi che ho detto tutto. Non ci sono incidenti in corso, transito in città ancora è scarso il traffico, quindi saluto tutti, auguro una buona giornata. Grazie all'ispettore capo Paolo Gurtner, buona giornata, buon lavoro a lei e ai colleghi. Noi ritorniamo invece in ambito locale a parlare di centri estivi e di consiglio comunale, perché ci sono state delle schermaglie verbali in consiglio lunedì che hanno poi comportato una chiusura dei lavori senza la soddisfazione dell'opposizione, con il consigliere Salvati che in particolare aveva presentato diverse proposte per quanto riguarda i centri estivi comunali. Sentiamo. Beh, è palese che la giunta di piazza non vuole sentire nessuno. Ieri sera in fase di variazione di bilancio abbiamo presentato diversi emendamenti per chiedere la manutenzione di strade, via Ginnastica, via Marchesetti, ma tante altre, la manutenzione e l'ampliamento di aree gioco e soprattutto tanti fondi per i centri estivi, visto il numero considerevole di bambini rimasti fuori dalle graduatorie. Tutti bocciati, lamenta il consigliere Salvati, gli emendamenti presentati dal Partito Democratico in sede di discussione dell'assestamento al bilancio, anche quelli che miravano ad ampliare la platea dei bambini e dei ragazzi che possono partecipare ai centri estivi e ricrestate del Comune. Questi emendamenti ci sono stati richiesti dai cittadini, quindi non sono gli emendamenti del PD. Questo vuol dire non tener conto delle richieste dei cittadini. Nonostante quello che prendiamo atto è che non sono bastati i dati emersi in questi giorni sullo stato di non gradimento da parte del lavoro svolto dalla Giunta per far cambiare la loro rotta.
Ci fermiamo ora per la pubblicità, una breve pausa, torneremo tra poco, andremo a leggere nuovamente altre notizie dai quotidiani nazionali, poi vedremo anche di avere più informazioni rispetto a quelli che sono invece i titoli di oggi. A tra poco. Il penultimo giorno di scuola ha coinciso con il passaggio in Consiglio Comunale di un emendamento voluto da Fratelli d'Italia dedicato alle famiglie che per i propri figli non siano riuscite a trovare un posto nei centri estivi comunali. Sono stati stanziati 100.000 euro per dare un contributo alle famiglie che, non trovando posto nel sistema educativo comunale, sono costrette, diciamo così, a trovare spazio nel mondo dei centri estivi privati, e quindi ecco, c'è questo ulteriore supporto che si è individuato. La notizia è stata resa nota oggi durante l'anteprima del telegiornale delle 13:20 dall'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio, il quale però ha messo in guardia da una truffa che riguarda le scuole e che è stata segnalata da poco. Sembra vi sia una persona che contatta le scuole e che chiede il rimborso di un contributo erogato per errore dal comune, facendo appello poi in qualche modo, toccando un po' la sensibilità delle persone, forse facendo riferimento, non ho ben compreso, a dipendenti che hanno sbagliato, quindi anche cercando un po' l'emotività. Ecco. De Blasio ricorda che tutta la comunicazione ufficiale che intercorre fra il comune e le scuole avviene attraverso lettera o altro tipo di comunicazione, ma soprattutto attraverso personale identificabile e rintracciabile e non attraverso una telefonata. Nel caso questo accadesse, io credo sia opportuno che chi ritiene di essere stato vittima o di essere vittima di una richiesta di questo tipo avvisi subito la polizia locale o chiami gli uffici preposti del comune. Bene, torniamo in diretta con Sveglia Trieste in questa prima parte di trasmissione con la lettura della stampa nazionale, visto che ancora il quotidiano Il Piccolo nella sua veste non riusciamo, la sua veste di oggi 10 giugno non riusciamo a visualizzarla, e quindi torniamo all'interno della Corriere, perché il titolo che oggi apre le edizioni di tanti giornali e poi lo sarà anche insomma negli all news delle televisivi e web è proprio su questa notizia del ponte sullo Stretto. L'accusa di corruzione tra gli indagati, l'opposizione poi attacca, coinvolti un giudice a riposo della Corte dei Conti e un avvocato leghista. Con questi 3 indagati si gettano proprio ombre riguardo al progetto, l'impatto del cantiere sull'economia italiana, 13 miliardi e mezzo spesa complessiva, 23,1 il contributo al PIL nazionale, con 36.700 occupati stabili, 22,1 miliardi di euro redditi delle famiglie, 10,3 miliardi di euro le entrate fiscali. Questo è il progetto riassunto del ponte dello Stretto. L'ipotesi dei pubblici ministeri volevano interferire nel parere sull'opera per ottenere in cambio incarichi e guadagni. Le critiche, il Campolargo chiede di fermare il progetto e l'Ischlein un danno. Conte dice progetto fallato. Il caso del legale vicino a Salvini, nella Lega c'è chi prende già le distanze. Per il partito l'inchiesta resta una vendetta dopo il referendum. Alla cautela alcuni dicono che Saccomanno con noi non c'entrava più nulla, per altri è un lobbista. Questo leggiamo dal Corriere. La pagina successiva, sempre sul ponte, altri numeri e specifiche del progetto, con una campata centrale di 3 km e 300 metri, una lunghezza totale di 3,6 km, l'altezza del canale navigabile centrale per il transito delle grandi navi con 65 metri di profondità, 399 metri l'altezza delle torri, 1,26 m il diametro dei cavi
1,26 metri sì, il diametro dei cavi di sospensione, 60,4 metri la larghezza dell'impalcato. Questi i numeri attorno al ponte. Più o meno il progetto è quello che vedete in foto, come dovrebbe diventare il collegamento dalla Sicilia alla Calabria. I ponti sospesi più lunghi del mondo, quello di Messina con i suoi 3,3 km, dovrebbe diventare proprio il più lungo. Poi c'è il ponte dei Dardanelli in Turchia, 2,23 km, il ponte di Akashi e Kaikyo in Giappone, il ponte di Yangtze in Cina e anche nuovamente in Cina il ponte di Nansha, lungo 1,6 km circa. L'ex toga dopo la bocciatura, ai miei amici del governo non saprei come parlarne, le carte dell'inchiesta con le tappe ricostruite dal Corriere su come si è arrivati poi a questi 3 indagati. In primo piano invece le questioni in Medio Oriente, Trump, raid in Iran per la Pash colpito, ma è una risposta proporzionata. Il comando americano, ingiustificata aggressione di Teheran, 8 morti a tiro per i bombardamenti israeliani. Il Libano deve liberarsi dal gioco di Hezbollah, altrimenti non ritroverà la sua indipendenza. La lista Pregent, occhio ai giochi di Ankara, lancia l'allerta anche sulla Turchia. È quasi fatta, ok su tutto, quei 38 annunci di un'intesa finora mai andata in porto. Il leader americano negli ultimi 2 mesi e mezzo fischiato la partita del New York, che poi hanno perso, e fischiato si addormenta anche sugli spalti. Questo è Trump. Si lo lamenti, soffiate, sgarbia agli americani, la guerra tra le spie del Mossad. Il nuovo capo degli 007 licenzia il suo vice, le frizioni tra alleati sul conflitto, poi la mossa di J.D. Vance. Il vecchio Medio Oriente ormai non esiste più, ora c'è l'Asia occidentale. I 2 blocchi che distinguono infatti lo scacchiere del Medio Oriente e dell'Asia, con anche parte dell'Africa, che viene qui coinvolta in questa nuova mappa dei 2 blocchi. L'Asia occidentale viene menzionata come la nuova area di riferimento. Tajani contro Ben Gvir, parole inaccettabili, Smotrich bandito da Parigi, l'intervento del vice premier in Parlamento dopo gli attacchi all'Italia. Rama si difende pensando all'Unione Europea, l'Albania ha standard europei. Le sue parole in vista poi di un maggior coinvolgimento all'interno delle politiche europee. Pronte le nuove sanzioni contro Putin, autobomba nei sobborghi di Mosca, Bruxelles colpisce banche e export di petrolio, 2 esplosioni nella periferia della capitale. Questo in primo piano con gli ultimi attacchi, con la foto si capisce bene l'accaduto. I colloqui sono inutili per la pace, aspettiamo il collasso della Russia. Il deputato polacco, i formati non contano, ha detto. Borsa, la grande corsa alle banche, intesa su Montepaschi, avremo successo, Messina, l'unica vera offerta è la nostra, il premio riconosciuto dagli azionisti è corretto. E ancora scontro poi sulle authority con Consob e Antitrust. Così si schierano i partiti a Palazzo Chigi, non dispiace la difesa dell'italianità per quanto riguarda sempre il risico delle banche, con gli azionisti che prendono parola rispetto alle mosse che si stanno delineando. La sfida di Orwell per la leadership intanto sale ancora in Commerz, Unicredit, opzioni fino al 54% dell'istituto tedesco, partita aperta sul futuro di Generali. Unipol, la regia di Cimbri, accelerare sugli istituti per un modello unico. I comuni, la politica, crescono soltanto i civici, il centrodestra passa da 59 a 50, qui i numeri delle amministrazioni uscenti nei capoluoghi con i risultati del primo turno dei ballottaggi e poi il bilancio con un centrosinistra che ottiene 10 comuni, civici 2, centrodestra 6, sindaci uscenti però del centro-sinistra erano 59, del centrodestra 42 e quindi i sindaci eletti al primo turno al ballottaggio 50 per il centro-sinistra, 28 per i civici o gli altri partiti e 40 per il centrodestra. Questo è il bilancio delle votazioni nei comuni che sono andati al voto. Tra noi e la destra è un corpo a corpo, Elio Conte, servono più punte. Bettini
evidente l'incompatibilità con Picierno. Intervista a Goffredo Bettini, storico dirigente del Partito Democratico, qui menzionato e intervistato. Zaia lancia la sfida delle due leghe, Salvini frena, leggo tante fantasie, oggi il federale, l'ipotesi del nuovo statuto con il riferimento al nord e la bozza di Calderoli e vengono coinvolti tanto Zaia quanto poi anche Massimiliano Fedriga, almeno il suo nome circola tra quelli che potrebbero essere i volti nuovi della segreteria nazionale della Lega. Milano, è l'ora di decidere, troviamo il nome giusto, non si perde altro tempo. Il Presidente del Senato sul candidato sindaco, io apprezzo Lupi, dice La Russa. Andiamo a leggere ancora l'estero, la pagina esteri. Belfast, rifugiato sudanese, tenta di decapitare un uomo, proteste, case in fiamme, Farage, diano il nome, manifestazioni anti-migranti, edifici evacuati. Leone irrita i tifosi del Barça, poi invita all'unità in catalano. Il Papa, sono tifoso del Real Madrid. Oggi la messa nella Sagrada Famiglia, qui con la maglietta regalata direttamente dal presidente dei Blancos del Real Madrid, Florentino Perez, con dono alla maglietta con scritto Robert Prevost e il numero 1 sulla schiena. Le cronache nazionali, console minacciato, fermato l'ex di Nessi, Egitto, arrestato il marito che l'ha fatta condannare per adulterio, Renzi, adesso riportiamola a casa. Temo ritorsioni, ma adesso spero di tornare in Italia con la mia bimba, ha detto. La giudice è stata uccisa, l'inchiesta, la posizione del cadavere, le violenze, i dubbi sul figlio e il ruolo chiave del marito. A Pesaro, così è stata riaperta l'indagine su Francesca Ercolini. Ancora cronaca, Pierina, il giallo del delitto in garage, l'imputato e la relazione con la nuora, Rimini, la donna uccisa a coltellate, l'inchiesta a ostacoli, giudici in Camera di Consiglio nella notte. Abusi sugli allievi della scuola militare denunciati in ritardo, 2 gli indagati a Milano sono il preside della Teulier e un carabiniere. Spara a un giovane con una gamba sola per un like alla foto della sua fidanzata. Napoli, 29enne in ospedale, rischia l'amputazione. Parmitano in missione verso la Luna, italiano nel team di Artemis III. L'astronauta, emozionato e onorato, dice il lancio nel 2027 aprirà la via per un nuovo sbarco e sarà proprio Parmitano a guidare questa spedizione. Il nuovo club extralusso con 26 ville e campo da golf sul mare davanti a Tavolara, dove è vietato costruire. In Sardegna il progetto a Cala Finanza e la protesta verde di questa edificazione di lusso. Jobs mi disse, se tu mi lasci per Bezos non sei intelligente. Nel tech italiano ci sono talenti, ma non sappiamo rischiare. Un personaggio, una terra, il Gran Lombardo, l'intervista. Diego Piacentini, Seattle, come la Silicon Valley, mio padre non voleva credere che io lavorassi gratis per il governo. Racconta infatti le eccellenze italiane, anche però frenate dal rischio di impresa e anche da mettersi in gioco di una cultura italiana che negli Stati Uniti però è ribaltata di concetto. Andiamo a un altro personaggio, l'intervista a Vittorio Feltri, ospitai Fallaci prima che morisse, spegneva le sigarette sul mio divano, venai fini ma provai ad avvisarlo, tengo con me la penna di Nutrizio, qui l'intervista a Vittorio Feltri in questa pagina del Corriere. L'anniversario, il 28 giugno del 1914 a Sarajevo uno studente sparò all'erede al trono austro-ungarico, atto che innescò una guerra mondiale, la prima, e un assetto geopolitico ancora oggi instabile. Domani la copia anastatica del Corriere, 2 colpi di pistole, l'Europa si suicidò. Questo è infatti il titolo dell'epoca. Patto globale per le pandemie e la prevenzione, non è possibile chiudersi nei confini nazionali, serve un punto di equilibrio tra libertà personali e tutela della collettività. Andiamo all'economia, auto, l'Europa ascolti l'industria, serve più realismo sull'elettrico, Vigna della Ferrari e Callenius della Mercedes, dal settore 300 miliardi per la decarbonizzazione. Vincoli su Siri e intelligenza artificiale, scontro Unione Europea, gruppo Apple, la replica europea, pressing di Bruxelles anche su Google e Meta. La cattura di CO2, il gruppo Caltagirone, maxi accordo di Cementir in Danimarca, proprio per i gas e l'inquinamento. I marchi aiutano i consumi, regole certe per crescere di più.
con Mutti di Centromarca che dice: siamo un motore di innovazione e un presidio di legalità. Andiamo oltre le pagine della borsa e le informazioni su altre aziende. Andiamo alla cultura, guarda, scegli, il museo e sogno, le visioni di Isaac Julien nello spazio Grèce, articolo 671, una riflessione su arte e memoria. Senza la ricerca non esiste futuro, ma nemmeno senza la filosofia, viene così riportato. Gli spettacoli, Spielberg non convince con il suo ritorno agli alieni, il Disclosure Day, il regista si dilunga su fughe e inseguimenti, dimenticando però il messaggio della sua pellicola. Lo sport, il mondiale esagerato anche nei controlli, edizione super in tutto, nella formula, nei numeri, nel giro d'affari, ma anche nei prezzi e nelle misure, quello del mondiale ai nastri di partenza. Maglie diverse, Williams e Douai, quando la sfida è in famiglia, il fratello morto unisce i Suttar invece, ci sono fratelli che si sfideranno al mondiale. Vamos Yamal, e la tua è ora, la stella spagnola è atteso, tutti gli occhi sono puntati sulla Min e a sua volta lui vuole coppa e pallone d'oro. È da 18 anni, e ricordiamolo, è il giocatore che guadagna di più al momento. Il mercato invece, l'Atalanta ha esonerato Palladino, presto ci sarà l'ufficialità di Sarri, la proposta dei rossoneri per il tecnico ex Crystal Palace, 3,5 milioni più bonus. Solé e Atta, l'Inter prova a fare all-in, Glasner Milan, l'intesa si avvicina, l'Udinese chiede 25 milioni per il difensore, il Toro ha scelto, l'allenatore sarà Abate. Il Monza, come il Como, regoliamo gli ingaggi, miglioriamo i giocatori, li studiamo al computer. L'amministratore delegato, trattiamo Echeverri, il Nico Paz del futuro. Così per il Monza. Sinner, finiti gli esami medici, può riprendere la strada per vincere a Wimbledon, non è emerso nulla di preoccupante. Gli auguri dell'ospedale San Raffaele, il GP di Barcellona, Fornaroli al debutto in pista con McLaren, al posto di Norris corre nelle libere. Siamo già arrivati al termine del Corriere con le pagine televisive. Allora noi torniamo sui nostri passi, andando invece a sentire di più sul progetto Net Zero presentato ieri dal vice sindaco Serena Tonel nel corso di una conferenza stampa. L'obiettivo in visione strategica di ottimizzare il consumo energetico principalmente della zona industriale. L'ottimizzazione dei consumi in vista della promozione della sostenibilità ambientale delle attività produttive, da estendersi al contesto cittadino, coinvolgendo anche il trasporto pubblico locale. È il progetto Zona Industriale Net Zero, il consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, meglio conosciuto come Coselag, si è dotato di uno studio di fattibilità tecnico-economica focalizzato su energia, efficientamento e risparmio energetico. L'obiettivo principale è l'individuazione del potenziale sviluppo delle fonti rinnovabili nella zona industriale di Trieste. Il piano è stato realizzato grazie al sostegno fondamentale della Fondazione CR Trieste e del Comune, insieme al contributo scientifico del Centro Interdipartimentale per l'Energia, l'Ambiente e i Trasporti Giacomo Ciamician dell'Università di Trieste. Il lavoro svolto ha permesso di individuare e proporre le misure per favorire il passaggio a una società industriale a basse emissioni di gas climalteranti. Sono state prospettate soluzioni che di fatto in parte le vediamo già attuate nel territorio, la produzione di idrogeno verde all'interno del contesto dell'Hydrogen Hub e l'idea di poter consumare questo idrogeno utilizzandolo in parte nei processi produttivi oppure per un nuovo carburante per il trasporto. È stato evocato non a caso il teleriscaldamento nel tentativo, ipotesi di poter recuperare per esempio i cascami di calore del termovalorizzatore. Altre soluzioni sono più immediatamente praticabili e sono le best practice che le aziende potrebbero adottare all'interno del loro contesto produttivo. Banalizzo, dal cambio dei serramenti a introdurre invece delle soluzioni nel ciclo produttivo che deve essere tarato ovviamente sul tipo di produttività. Gli impianti fotovoltaici è una pratica di efficientamento che la Regione, per esempio il Friuli Venezia Giulia, supporta in maniera importante con una serie di contributi che ha già previsto negli anni precedenti, che continua a proporre alle aziende e anche ai cittadini proprio per abbassare le emissioni climalteranti nel nostro contesto.
Ci fermiamo per andare in pubblicità, tra poco saremo in compagnia di Maria Luisa Paglia, segretaria provinciale del Partito Democratico. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Maria Luisa Paglia, segretaria provinciale del Partito Democratico. Buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, grazie dell'invito. Lo abbiamo chiesto a molti dei nostri ospiti in questi giorni, da venerdì quando a Ring si è parlato del sondaggio SVG, poi pubblicato anche i giorni dopo a mezzo stampa con gli altri colleghi che hanno analizzato proprio questi dati raccolti dall'Istituto di Statistica e Ricerca, proprio commissionato dal Partito Democratico. Questo sondaggio che in questo momento vi vede, diciamo, prevalere rispetto a preferenze degli intervistati nei confronti dell'attuale governo di centrodestra. Parliamo della città di Trieste. Paglia, che numeri ritornano al netto del fatto che vanno presi ovviamente con le dovute misure? Certo, è sempre un sondaggio legato al momento. Allora, innanzitutto, come dire, un riscontro da parte del territorio, della cittadinanza per quanto riguarda la crescita. Secondo le stime di SVG siamo passati dalle ultime comunali del 2021 da una percentuale del 16,5% ad una stima ovviamente del 21,5%, quindi 5 punti. E questo significa che c'è una fiducia in questo momento nei confronti del Partito Democratico, un riscontro per quanto riguarda questa segreteria, e questo ci incita a continuare sulla strada imboccata e a lavorare sempre di più. Il dato principale che viene fuori è questa insoddisfazione da parte dei cittadini e delle cittadine verso l'amministrazione comunale, ma io scherzosamente ho scritto un post un paio di giorni fa, non necessitava il sondaggio, per questo basta uscire di casa, a parte il dato chiaro, netto, lineare della bocciatura della cabinovia. Questo è stato evidente, sì. Lo vediamo dal grafico proprio, che ecco, è la in proposta, testa sulle cause di malcontento. Sì, sì, al primo posto indubbiamente c'è la bocciatura del progetto dell'Ogovia, e allora speriamo che ci si arrenda e si vada verso la chiusura definitiva, anche se notiamo che il sindaco rimane un po' ancora attaccato a questo progetto, ma questi numeri dovrebbero convincerlo. Poi c'è un altro dei temi cari ai cittadini, il tram di Opicina. Anche questo, c'è i ritardi e la manutenzione, ma questo esprime appunto nell'ambito più generale, si inserisce in quello che è il terzo punto, in generale i ritardi sui lavori pubblici. Allora, le strade, la manutenzione, la viabilità, le panchine sono servizi vicini alla vita quotidiana dei cittadini. Ci sono strade che sono diventate impercorribili, strade che sono ormai pericolose, vie Rossetti, e attraversare via Rossetti la mattina è veramente una gincana, in piena di buche, di rattoppi. Chi va con un motorino rischia la vita. Io la percorro con la macchina e non mi chiedo come fanno i motociclisti. I servizi in generale, quindi ecco, una città che sembra lasciata a un'autogestione per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda le case vacanze, insomma. Trieste è una bellissima città, ha delle grandi potenzialità, ma manca un coordinamento, una visione generale che fa sì che si agisca a spot, si cerca di tamponare le varie problematiche. Ci sono atti di bullismo, di violenza giovanile, allora si va, si manda la volante, si lasciano i migranti per strada. Ecco, questa è la città come si presenta adesso. Ovviamente i residenti sono insoddisfatti, perché la nostra città potrebbe dare
la visione potrebbe attrarre con la sua identità culturale. Ecco, Trieste deve fare la differenza, parlo nell'ambito del turismo in questo caso. È positivo che sia aumentato il turismo, per carità, però non possiamo, come dire, uniformarci, dobbiamo garantire quella che è un'identità culturale che una città mitteleuropea per la sua cultura, per le sue strutture edilizie, per la sua interculturalità, attirare per questo Trieste come città della scienza, della ricerca e quindi potenziare questi percorsi che potrebbero attrarre sempre più persone, che potrebbe incentivare un turismo di qualità, non un turismo morti e fugge. Vedo Piazza Unità d'Italia, mi prendo un caffè, impedisco ai residenti di parcheggiare, di muoversi, anche di entrare in un bar del centro e così le cose vengono lasciate, insomma si autogestiscono da sole, c'è una specie di anarchia. Allora quella che manca a monte è una visione. Dopo la visione è ovviamente accaduta, c'è il coordinamento e la gestione generale di tutto che si collega uno con l'altro. C'è poi anche il grafico che riguarda l'orientamento di voto che cambia in qualche maniera, con un totale del centro-sinistra che alle comunali del 21 era del 43,4%, ora andrebbe a 49%, invece il centrodestra da un 48,4% andrebbe al 41%. E questo è il segnale, da parte vostra intendo, che alle prossime elezioni, anche mancando una figura comunque nota e carismatica come l'attuale sindaco Roberto Di Piazza, ci possa essere la concreta possibilità di un cambio di rotta? Sì, io dico di sì, sono abbastanza ottimista, ma non è un ottimismo teorico, è il riscontro che si ha giornalmente con la cittadinanza. Noi stiamo lavorando, stiamo portando avanti dei percorsi sia come partito sia insieme ai partiti che compongono la coalizione di centrosinistra. Ci stiamo occupando di temi veri, temi che riguardano la vita dei cittadini, dalle politiche cittadine, industriali, alle politiche abitative, il welfare. Stiamo lavorando, ci troviamo, potrei dire, settimanalmente. Secondo me i cittadini percepiscono questo, percepiscono un senso di unità che c'è da parte nostra e forse questo dà affidabilità rispetto alla continuità di qualcuno che in questo momento non è veramente molto unito e si vede già sul progetto della cabinovia. Alcuni vogliono continuare, alcuni non vogliono, alcuni dicono noi l'avevamo detto che non eravamo convinti. Ecco, questo è stato presentato dal nostro sindaco come un progetto caratterizzante della sua amministrazione, eppure vediamo che fine ha fatto, ma era inevitabile. Perché? Perché non hanno voluto indire un referendum, quindi non c'è stato un ascolto da parte del territorio, è stato un progetto calato dall'alto e quando le cose vanno avanti così si crea una frattura prima o poi tra quello che vogliono i cittadini e quello che vuole l'amministrazione per un suo lustro personale, non perché effettivamente serve al territorio. Abbiamo la prima telefonata di oggi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno anche la sua ospite. Buongiorno, prego. Io volevo rispondere alla sua ospite di un discorso che ho fatto l'altra volta, ma non sono riuscita perché era già andata via. Appunto la delinquenza minorile. Sì. Adesso io mi domando e dico, quello che dice lei è anche giusto, signora, tipo la prevenzione, eccetera, eccetera. Ma io sento parlare da 15 anni di prevenzione. E insomma è un fallimento. Adesso io le dico solo una cosa, io ho quasi 80 anni, ma cosa pensa lei che i nostri genitori collaboravano con la scuola? Guardi che non erano i genitori vicini ai figli, quello è cominciato dopo il 68, i vicini ai figli che collaboravano, che si interessavano, lì c'era nella famiglia, era solo piena di regole, tu dovevi mangiare a una certa ora, dovevi saltare dentro le 9, dovevi portare i soldi a casa, perché se no studiavi, andavi a lavorare, eri obbligato, avevi 14 anni, dovevi portare tutti i soldi a casa
e se i soliti genitori mettevano via un po' di soldini per magari per un libretto. Questa era, dice, un ragazzo della famiglia e la scuola. Io non mi ricordo mia madre che mi ha mandato a parlare così, forse alle elementari, ma mai c'era due compatti eppure non avevamo coltelli, signora. Cioè il discorso era un discorso, bisogna cambiare un po', diciamo, vedere fare un altro tipo di ragionamento, non sempre povero Piccio, ma povero Piccio cosa? Non ho capito. Poi io le dico solo una cosa, che sto per ridere. Gli ultimi anni io lavoravo come bidella. Allora in una scuola superiore, si parla di un ragazzo di 18 anni. Ha telefonato la nonna, dove sotto esami, non so i risultati, e le ha detto: mi scusi, posso avere bidella i risultati per telefono? Io ho detto no, perché il preside non lascia, giustamente, anche perché puoi sbagliare, no? E lei ha detto: signora, mandi il ragazzo. Oh no, povero, si fa confusione, povero Piccio. Adesso mi confusione, 18 anni. Questo ragazzo si sarà approfittato della donna. Ha detto: vuole andare lei, gli dico che mi faccia confusione, perché sono guai, sono furbi, no? Adesso io mi domando e dico: finiamo da questo povero Piccio. No, giusto, io non sono contro la prevenzione, però ormai la vacca è scappata fuori dalla stalla, e non devi fare prevenzione. Prevenzione lo puoi fare, però devi dare delle leggi. Ora ne parliamo proprio con il nostro ospite. Grazie. Prevenzione è, diciamo, un messaggio che si reitera da tempo senza risultati, secondo chi ha chiamato. Intanto grazie alla signora per aver chiamato, è una vostra come dire, utente affezionata a quanto pare. Allora, probabilmente, non ricordo bene cosa ho detto la scorsa volta, però possiamo riprendere. La signora sfonda una porta aperta. Allora, quando si parla di prevenzione, si parla proprio di quello a cui faceva riferimento la signora, l'educazione alla base di tutto. Ecco, e in questo sono importanti le famiglie ed è molto importante la scuola. Non riesco a ricordare esattamente come si è condotto il discorso la scorsa volta, però possiamo, come dire, iniziarne uno su questa base. La signora dice non prevenzione ma educazione, ma sono la stessa cosa, perché dove non c'è prevenzione c'è solo una sanzione, una repressione. Allora, questo va bene sul momento, quando bisogna fermare, bloccare qualcosa che sta avvenendo, un atto criminoso, insomma, ma è importante l'educazione, il percorso educativo che fanno, in questo caso mi pare la signora facesse riferimento ai giovani, ma posso dirle da insegnante che la mancanza di certe come dire, modalità educative riguarda soprattutto quelle famiglie che molto impegnate sul lavoro sono piuttosto assenti con i figli, e questi figli frequentano la scuola, il ricreatorio, attività sportive, però come dire, quello che ricevono dai genitori non può essere sostituito da nessun'altra agenzia, anche dalla scuola. Quindi è importante una presenza maggiore nell'ambito delle proprie possibilità dei genitori con i figli, mantenere il dialogo, perché i figli apprendono non tanto quello che gli viene detto, leggi, comportati così, ma quello che vedono, quello che respirano nella famiglia, immancabilmente seguiranno quello schema, purtroppo sia in positivo che in negativo. Quando si parla di prevenzione si parla proprio di educazione, quando si parla di educativa di strada, lo dice proprio la parola, significa non lasciar correre, non dire andare in caserma dei carabinieri, ricevere un rimprovero formale, una nota, una sanzione, insomma una multa per i genitori se sono minorenni. Significa farsi carico, inserirli in un percorso appunto educativo e seguirli. Si devono presentare, devono fare servizio civile, devono frequentare obbligatoriamente la scuola, devono avere un lavoro. Questo significa educativa di strada perché si vuole riprendere
come dire, quel problema che succede generalmente in strada ad opera di minori o di giovani, neodiciottenni, diciannovenni, che sono sempre dei giovani. Quindi la signora ha ragione, ci vuole educazione, ma è questa la prevenzione. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? C'è nessuno? Se non c'è nessuno abbiamo diverse mail da leggere. Una dice: sull'episodio dei Maranza ubriachi saliti sull'autobus a Muggia e neutralizzati con un buongiorno. Ecco, Buongiorno. Prego. E volevo solo intanto fare un complimento all'ospite. È una persona veramente... Sì. Signora, deve parlare al telefono e spegnere la TV, perché altrimenti abbiamo un ritardo di dialogo che non giova a nessuno. Piacevole da ascoltare. Bene. Questo si è capito. Prego, ci dica. Sì, ecco, va bene. Bene. Ecco. Prego, ci dica. Mi sente? Sì. Volevo fare un complimento all'ospite, perché veramente è una persona molto preparata e anche incontra il dialogo con il pubblico, ecco. Grazie. Perché io ho un problema, però oggi non lo volevo esprimere, volevo solo capire una cosa. Se si parla di progetti nella psichiatria, questo volevo sapere, perché non è che ascolto ogni giorno, sono assidua, però ogni volta che ascolto sento parlare di tanti progetti molto validi, per l'amor del cielo, certi inutili che sono stati quasi tolti, eccetera. Ma questo che è importante anche, i progetti sul come gestire questo problema psichiatrico. Ok. Questo volevo chiedere. Va bene. Forse non è la persona adatta a rispondermi, non saprei a chi rivolgermi con questa richiesta comunque. Vabbè, intanto ci diamo un tentativo, insomma, no? Grazie signora. Sì. Paglia, prego. Intanto grazie alla signora, insomma, come dire, il contatto col pubblico, con le persone è la prima cosa. Chi fa politica non deve dimenticare che al centro proprio dell'azione politica ci sono sempre le persone, altrimenti si fa politica fine a se stessa e non per migliorare diciamo, la situazione, insomma, attuale. Allora, per quanto riguarda i progetti della psichiatria, ha ragione la signora, non sono molto competente nel settore, però possiamo parlare in modo più ampio della sanità. La sanità pubblica che ultimamente è stata depotenziata, ecco, non si è investito molto sulla sanità, sono stati fatti addirittura dei tagli, la riduzione dei consultori da 4 a 2, quando la legge ne prevede uno ogni 20.000 abitanti, noi ne abbiamo 2, siamo sui 200.000 abitanti, quindi capirete, sono dei servizi di prossimità. Ci sono le microaree che comprendevano anche un team fatto da qualcuno che si occupa anche della sanità, ci sono i centri di salute mentale. Allora, per quanto riguarda la salute psichiatrica, Trieste è stata un'eccellenza e una buona pratica da seguire, un esempio da parte di tutte le altre città, non soltanto italiane ma anche dall'estero, venivano a studiare questa innovazione che è sorta proprio qua a Trieste con Basaglia. È qualcosa che non si deve abbandonare e si deve potenziare aggiornandola con l'evoluzione della società, con le nuove modalità con cui si debba risolvere, affrontare questo problema di salute. Io mi auguro che non vengano fatti ulteriori tagli, perché la salute psichiatrica, come dire, non riguarda semplicemente la persona che soffre di qualche disturbo specifico, ma prende tutta la famiglia, interessa tutta la famiglia, diventa una criticità e un dolore morale da affrontare. Quindi le famiglie non possono essere lasciate sole, devono essere supportate con gli strumenti adatti.
ci deve essere un accompagnamento, e il fatto che la signora abbia telefonato e detto io non so a chi rivolgermi la dice lunga sul fatto della vicinanza del servizio sanitario a queste persone. Forse potrebbe chiamare il nuovo servizio 116 117 116 e chiedere: ho questo problema, a chi posso rivolgermi? Poi magari ci fa sapere se ha ricevuto una risposta. Come dicevo, leggevo una mail sull'episodio di Maranza ubriachi saliti sull'autobus a Muggia, neutralizzati con un paio di schiaffoni al loro capo, assestati da un passeggero esasperato, è calato il silenzio. Il politicamente corretto non tollera che per questi casi come quelli che per casi come questi passi il messaggio che per certi soggetti l'unico rimedio sia proprio questo, perché si possa menare le mani, quel giusto ma non troppo, quel cittadino coraggioso e impavido merita una medaglia, scrive una telespettatrice. Ma allora, dover agire sul momento può capitare, è come il genitore che si trova il bambino di 2 anni, non so 3 anni, che cerca di mettere le mani e le dita nella presa elettrica, allora lo spinge, lo strattona, urla, perché non si può ragionare con un bambino di 2 anni e fare il discorso razionale, guarda che è pericoloso. Allora si agisce con, come dire, incutendo paura al bambino, le urla, non ti devi mai più avvicinare lì, e questo è un fatto normale. Penso che tutti i genitori ci passino in questa situazione. Se ci troviamo dei giovani un po' più cresciuti del bambino di 2-3 anni, allora sul momento non so, non conosco il caso, però se il signore si è trovato ad agire in quel modo, va bene se è riuscito a bloccare quello che stava succedendo. Dopodiché tocca appunto a chi amministra la città cercare le cause per risolvere il problema, se lo si vuole risolvere. Dando 2 schiaffoni si è bloccato l'evento del momento, ma non si è risolto il problema. Dopo una settimana lo stesso episodio potrebbe riproporsi. Allora, qual è la causa? Viene venduto alcol a minorenni? Partiamo da lì. Ecco, se erano ubriachi, abbiamo letto, mi pare che erano ubriachi. Sono dei ragazzi che non hanno, come dice, rifacendomi alla signora, dei punti di riferimento fermi. C'è una famiglia che verifica dove vanno, lavorano, chi gli dà i soldi. Ecco, capire tutte queste situazioni. Questo è una cosa normalissima, è quello da cui si dovrebbe partire, la base, cercare, come dire, fare una ricerca su tutti questi punti e cercare di risolvere il problema. Questo significa risolvere, andare alle cause e affrontarle, ecco, anche se a volte sono scomode o sono difficili. I 2 schiaffoni, se in quel momento hanno bloccato non so cosa sull'autobus, vabbè, che ben vengano, piuttosto che fare del male quando interviene la polizia. Cioè, se c'è come dire, un fatto criminoso da bloccare, devono bloccarlo, ma quella è proprio, come dire, agire sul momento, non è affrontare il problema, non è andare alle cause, è quello che si deve fare, sì, è giusto, ma sul momento. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Oggi non è che siamo molto fortunati sia col telefono che col computer. Buongiorno. No, niente, però le mail non mancano, ne leggo un altro. Un sondaggio fatto su 700 persone di una popolazione di circa 200.000 abitanti. Può essere attendibile? Scrive un telespettatore, convinta la signora, cordialità. Allora, sì, ma sì, nel senso che non è io non faccio la sondaggista di professione. Immagino che l'SVG è una ditta, anzi contenti che c'è questa ditta con sede a Trieste, è un'azienda seria e hanno una certa professionalità. Evidentemente loro ritengono che una stima fatta su 700 abitanti, evidentemente di varie circoscrizioni, non saprei dire come hanno calcolato e come hanno organizzato questo sondaggio, sia attendibile. Varie televisioni anche a livello locale, nazionale, si basano sull'azienda nostrana SVG, sono molto seri, non sono dei sondaggi pilotati, non ne andrebbe di mezzo la loro professionalità.
Un'altra mail dice il sondaggio, attenzione, Venezia docet, cioè quel fatto che chiaramente possono dare tutta un'altra interpretazione. Anche in occasione del referendum abbiamo visto che il sondaggio tempo prima dava per spacciato il no, l'esito del no, e invece poi piano piano le cose sono cambiate, ma questo l'abbiamo detto, è un sondaggio che si rifà al momento, al sentire del momento, però è questo, in questo momento è questo. Ecco. Ancora una telefonata? Forse. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, complimenti per questa professoressa, che è veramente un incanto sentirla. Io volevo dare il mio piccolo giudizio. Io non ho studiato, ho fatto solamente la terza industriale, però sto pensando a tutte, e ho anche la metà, e sto pensando a questa situazione di questi ragazzi, che per conto mio, che sono niente, che sono poco come giudizio, date molta importanza, nominandoli sempre, e in più sono ragazzi debolissimi, senz'altro, perché hanno bisogno del gruppo. E dopo gli avete dato questo titolo, maranza, non so bene neanche io come si dice, e così si sentono importanti. Mentre che un dottore, un'altra persona, per avere un titolo deve studiare e lavorare, loro facendo il mascalzoni, è vero, perché hanno bisogno del gruppo, perché uno da solo non fa niente, e si sentono importanti. Siamo maranza, e difatti li vedi come con dei gruppi. Basta vedere, è bastato quel schiaffo di quel signore per un pochino bloccare. Ad ogni modo, un'altra cosa devo dire, i giornalisti ci lavorano sopra, non bisognerebbe neanche nominarli, bisognerebbe seguirli, guardare e non nominarli tanto, si sentono come importanti perché fanno parte dei maranza. Non so se mi sono spiegata. Sì, chiaro, certamente. Grazie signora. C'è un lavoro anche per i giornalisti per questo, perché per esempio, ancora mi scusi, ancora questa cosina, se lo dico, quando è stato in piazza Perugino, quello che hanno messo lì il coltello, la roba nella terra, non hanno fatto altro che mostrare. La bisognava prendere, fare in borghese, vedere cosa combinano, perché per esempio piazza Perugino è denutrita, invece ci sono delle famiglie, delle mamme, anche io che faccio l'editista, tutto che sui bambini che al pomeriggio giocano, i giornalisti vanno in cerca per aver lavoro, perché certe cose non si devono raccontare, si devono seguire, ma non raccontare. Grazie tanto, buongiorno. Grazie signora, grazie. Grazie alla signora. Insomma, mi è sfuggito qualche parola, però mi pare di aver capito chiaro che si dia troppa importanza a queste... È un po' Ma allora, è vero che nelle città, questo non lo dico io, l'ha detto anche il prefetto, insomma la questore, ci sono degli eventi di microcriminalità. Ecco, nessuna città è esente da questo, non ci sono giovani che non passano da un'ubriacatura nella loro vita, ecco. Però c'è da dire questo, bisogna ascoltare, sentire qual è la percezione della gente, perché se questa percezione poi, nel senso percezione, ci sono degli eventi, ma non è che la città è invivibile, non si è barricati in casa, non si può uscire, però se alcune persone, soprattutto persone anziane, temono di uscire a una certa ora perché vedono questi gruppi, bisogna stare in ascolto di questa percezione, perché come dicevo prima, l'attenzione deve essere centrata sul benessere della gente e questo può diminuire questa percezione negativa, la qualità della vita. Poi vorrei dire una cosa positiva, la signora faceva riferimento, cioè non parlate tanto di cose positive. Io ieri, come ultimo giorno di scuola, con i miei alunni abbiamo fatto una passeggiata e siamo stati un po' in piazza Perugino, perché nella piazza, insomma, gli alunni possono stare, anche se non è una piazza alberata con del verde, ci sono 4 fontanelle, c'erano agli angoli delle persone, dei gruppi di persone che chiacchieravano, delle signore con i mariti.
e ho chiesto se l'acqua fosse potabile. Non mi hanno saputo dare una risposta, io penso di sì, però nel dubbio queste persone, un paio di queste persone sono andate a comprare delle cassettine di acqua fresca e l'hanno portata ai bambini, per dire questo è stato un esempio positivo di una comunità attenta. Cioè io non conosco quei signori insomma, che si sono attivati, però mi ha dato la sensazione di una comunità sensibile, attenta. Hanno visto questi bambini, erano circa 50 accaldati, che correvano e hanno avuto questo pensiero cortese, gentile, questo pensiero disponibile, occuparsi di un bambino, come dire, dare queste attenzioni e stare attento alla comunità, veder crescere, guardare al futuro con un senso di positività. Ecco, io ringrazio queste persone, non saprei come fare perché non li conosco, però ecco, questo è un esempio, un buon esempio, una cosa positiva. Sono anche, diciamo, contrariamente a qualche pronostico, d'accordo con la signora quando si dà troppa enfasi, anche giornalisticamente parlando, a certe situazioni. Va da sé che poi la cronaca va raccontata per fare in modo che la gente sappia che cosa sta succedendo e non va nascosto nulla. Esaltare forse, anche con sto termine che non so da dove viene fuori e non mi ha mai appassionato, ma vedo che molti miei colleghi che fanno cronaca lo utilizzano abbondantemente, di Maranza, può aver dato loro anche quella sorta di credito tale da giustificare il loro comportamento da bullo, possiamo dire così, Paglia? Sì, c'è un senso di emulazione poi, anche perché questo comportamento ha un chiaro sintomo come i ragazzi che a scuola si comportano male di proposito per attirare l'attenzione, perché anche ricevono un rimprovero da parte dell'insegnante, come dire, in quel momento sei al centro dell'attenzione dell'insegnante che ti parla, che cerca di capire, e di tutti i compagni e anche forse della famiglia. E questo succede quando c'è quel senso di abbandono nei confronti dei giovani, oppure i giovani non trovano riscontro, non hanno adeguati luoghi dove esprimersi, dove giocare, a seconda dell'età ovviamente, dove potersi incontrare in modo sano, in modo pulito, e allora si ritrovano in questo modo. Però sono d'accordo con la signora, cioè sono sempre successi questi eventi, bisogna evitare, cioè bisogna fare in modo che restino lì a semplici eventi poco pericolosi che non incidono sul benessere, sulla qualità della vita di tutti gli altri. Ecco, solo questo. Ancora una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Mi sentite? Sì. Sì, prego. Sì. Allora, sono Franca, telefono da Monfalcone. Volevo chiedere alla signora, visto che io non la conosco, ma ho capito che è una professoressa, del fatto di questi ragazzi che hanno scritto lo striscione Viva l'Italia, gli italiani, e sembra siano stati puniti, oppure che hanno bruciato la foto di Salvini e lì non è successo niente. Cioè a me dà molto da pensare queste cose, perché se c'è libertà io posso anche scrivere viva quello che voglio senza offendere nessuno. Tutto lì, volevo chiedere questo. Grazie. Grazie. Un'opinione della professoressa. Certo. Grazie per la telefonata. Allora, anche in questo, cioè non conosco questo caso. Allora, il rispetto per le istituzioni, quindi chi rappresenta le istituzioni, a mio parere, è sempre dovuto. Diverso è se fosse, non so se c'era un inno al fascismo o qualsiasi altra cosa, questa è un'altra cosa, però la signora citava, mi pare, il ministro dei trasporti, non è le offese, la personalizzazione non è mai giusto, offendere una persona per quello che è. Ci deve essere una critica, ci può essere una critica costruttiva verso le idee che questa persona porta avanti, ma da parte mia io sono e sarò sempre contraria alle offese che vanno contro la persona in sé e anche contro le idee. Non devono essere delle offese, devono essere delle critiche costruttive, ci deve essere un ragionamento dietro, non deve essere semplicemente un'offesa che può essere giustificata da un qualcosa di istintivo sul momento, succede una lite, ecco, ma tutto lì. Però
non so il caso a cui faceva riferimento la signora, parlava di uno striscione, non so se era una manifestazione, una protesta davanti alla scuola, non ho capito l'Italia e gli italiani a che cosa faceva riferimento. Non ho neanche io riferimento preciso sotto mano, ma dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, torneremo tra poco con altre mail e le telefonate. Torniamo in diretta, 8:37 minuti, mercoledì 10 giugno, in compagnia di Maria Luisa Paglia, segretaria provinciale del Partito Democratico. Abbiamo un'altra telefonata in attesa. Buongiorno. 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 Prego. Allora, io vorrei dire due cosette, no? Perché sento tanti genitori che mi riportano questo, no? Già che la signora è anche insegnante, vorrei farle una domanda, perché va a allacciarsi a quello che è un problema che questo, voglio anche lasciarmi un'altra situazione dopo. Quante volte si è trovata davanti dei genitori che venivano a protestare del giudizio di un voto dei propri figli, che magari diventano anche scontrosi, che dicono che non è giusto che mio figlio abbia avuto, non so, un 5, un 6? Perché questo qua è una cosa che tante volte ho notato anche parlando con dei genitori che si sono trovati quando vanno a fare i colloqui, va bene, di queste situazioni dove il genitore difende in qualsiasi maniera naturalmente il proprio figlio, che è sbagliato, perché non porta la propria responsabilità. Quando prendevo 5 andavo a casa e prendevo scogliate sulla schiena, ma no, non è questo il problema, è proprio anche da quello che riguarda che il genitore, va bene, non si prende mai, difende sempre, va bene, quello che è il proprio figlio. Anche qua, se voi andate a vedere delle partite dei ragazzetti di pallone, vedrete che all'interno di quel campo è come una guerra, no? Insomma, non si giudica mai, è sempre colpa degli altri, va bene, io ho le responsabilità magari del figlio che magari non ha fatto quello che voleva. Poi un'altra cosa che volevo dire, e poi chiudo, allora una cosa che per quello che serviva, però parliamo di altri tempi, parlo della famosa leva, no? La leva militare, che serviva per noi giovani di andare fuori casa, diventare più autosufficienti in tutto, ma quello che era lo scopo era quello di cominciare a vivere insieme ad altre realtà, perché c'era il triestino, c'era il palermitano e si cominciava a fare società e poi diventavi pian pianino più autogestivi la tua vita, dovevi autogestirti e poi c'erano delle regole. E in questo non si è mai pensato di fare un servizio sociale, perché questo servirebbe anche per questo che porterebbe magari a una positività di integrazione e di stimolo per i giovani. Questo è quello che volevo dire. Buona giornata. Grazie. E arrivederci. Grazie. Grazie, molto interessanti. Prego, Paglia. Gli interventi del signore. Allora, partiamo, ho preso gli appunti per non dimenticare, sì, certo, dei genitori che possono protestare per un giudizio negativo o per un voto negativo del figlio. Sì, ultimamente succede, nel mio caso non spessissimo, però succede nei confronti del corpo docente, diciamo così. Allora, questo fa parte del discorso dell'educazione e del rispetto che la famiglia deve, come dire, insegnare nei confronti dell'adulto, insegnare ai figli nei confronti dell'adulto, ma soprattutto nei confronti del docente, perché il docente si occupa non soltanto in questo periodo storico dell'istruzione, ma anche dell'educazione. Allora è stato, quindi ci deve essere un coordinamento, diciamo così, un accordo, un rapporto di fiducia tra la famiglia e la scuola, salvo caso eccezionale, perché quello nessuno lo mette in dubbio, se ci sono delle persone incompetenti che non dovrebbero neanche fare gli insegnanti, come succede, ci sono delle persone che non dovrebbero fare neanche i genitori. Allora, salvi questi casi, ci deve essere una piena collaborazione tra famiglia e scuola, soprattutto sul lato educativo, è un rapporto di fiducia, perché io non mi permetterei mai
io in quanto persona che ha la sua casa, dire all'idraulico lei non deve fare così ma deve fare così. Gli insegnanti hanno studiato, hanno fatto un percorso, hanno studiato la didattica, quindi talvolta i genitori non mancano di quella fiducia. E poi è stato scientificamente provato, stavo dicendo questo, che quando si crea un conflitto tra il genitore e l'insegnante, quello che ci va di mezzo è l'alunno o l'alunna, perché per i ragazzi a quest'età sia la famiglia, i genitori che gli insegnanti sono dei punti di riferimento importanti. È come dire se vuoi bene più alla mamma o al papà, anche se sono esempi ovviamente diversi, ma è un esempio. Il bambino perde la fiducia nella scuola e comincia a mancare di rispetto alla famiglia perché gli viene distrutto uno dei suoi punti di riferimento. È come i bambini piccoli quando gli si dice non esiste Babbo Natale, non esiste la Befana, gli crolla il mondo. Allora l'insegnante per un bambino, per un ragazzo è un punto di riferimento importante. Allora se il genitore ha qualcosa che non gli è chiaro, vada a parlare con l'insegnante, però senza sminuire l'azione dell'insegnante nei confronti del figlio, perché se succede questo, il figlio un domani mancherà di rispetto non soltanto all'insegnante, ma a qualsiasi adulto. Infatti, come potete notare, sono aumentati i casi di ragazzi quando crescono, che picchiano i genitori, che picchiano la fidanzata. Queste cose non sorgono da un giorno all'altro, è la società che cambia, ma è anche la forma educativa che sta cambiando. Ha ragione, io quando andavo a scuola, se prendevo un brutto voto, ma non era neanche ammissibile che mio padre o mia madre andassero a parlare con i genitori. Se l'insegnante ti ha dato quel voto, prenditi le tue responsabilità, punto. Ecco, e questo rientra sempre in in quella consapevolezza che si deve avere, che l'educazione è importante. Io lo dico anche ai miei alunni, potete avere 10 in storia, geografia, in letteratura, ma se non c'è una base educativa nella vita non arriverete in nessun punto importante, insomma non andrete avanti. Questo per quanto riguarda i voti. Ecco, poi parlava il signore della leva militare. Allora, diciamo che ci sono altre modalità per inserire un giovane in una situazione di gruppo che sia anche educativa, per esempio gli scout oppure le associazioni sportive. Se un'associazione sportiva, conduce bene la situazione, le regole del gruppo, il rispetto verso l'allenatore, quelle sono delle situazioni sane. Posso dire che quando io ho degli alunni stranieri che hanno bisogno di integrarsi, sia dal punto di vista della lingua, ecco, perché immersi in quella situazione loro studiano la lingua, ecco, nella realtà quotidiana, sono io stessa a consigliare alle famiglie: fategli frequentare un'associazione sportiva, un'attività, perché non solo per la lingua, perché nel confronto con gli altri, nel confronto con l'allenatore, vengono inseriti e apprendono in modo naturale le regole del gruppo, del rispetto, di come relazionarsi, come confrontarsi. Ecco. Quindi ci sono delle modalità, il servizio di leva era utile per certi aspetti, ma presentava anche altre criticità. Ecco, io dico che ci sono delle modalità in cui si può, essere inseriti in un sistema educativo che sia anche positivo, che aiuti i giovani insieme alla famiglia e alla scuola. Ecco, e Trieste devo dire che è un'eccellenza, perché lo sport è molto praticato e ci sono molte agenzie che offrono dei percorsi di tal genere a qualsiasi livello. Ecco. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno loro signori triestini e friulani. Tutto è cominciato dal sei politico e quindi abbiamo dato potere ai giovani, ai studenti contro gli insegnanti, e adesso continuiamo a dare lo stesso potere con il 9 euro l'ora ai lavoratori. Poi ho visto adesso lo spot che dice la Elis Line farebbe questo, farebbe l'altro, ma con quali soldi? Con quali soldi che non ce n'è? No, lo so io. E poi dopo un'altra cosa, date sfogo
al dottor Schiavone che dice non mettiamo più i controlli nella frontiera, perché lui vuole sto disastro che succede, gli accoltellamenti, le rapine, i furti, eccetera, eccetera. Vedete un po', e quindi io ho considerato che Canale Italia è comunista. Vabbè, la lascio alle sue convinzioni, prendo le distanze dall'affidare alle persone la volontà di creare un clima di accoltellamenti. Fino a prova contraria non dovrebbe essere così, poi sarà eventualmente l'interessato a rivalersi nelle sedi opportune. Paglia. Sì, il signore ha messo insieme tante cose, sei politico, non c'entra niente. Qua parliamo di forme di educazione, non c'entra il voto, stiamo parlando. Ci sono alunni che hanno tutti 10 e sono perfettamente ineducati, ecco, non c'entra l'esempio che ha portato il signore, anche perché nella scuola dell'obbligo non esiste il sei politico, ecco, partiamo da lì. Ha fatto riferimento a un salario minimo, immagino per i lavoratori, ma non si può mescolare l'educazione dei giovani con la dignità lavorativa, ecco, non so che lavoro abbia fatto il signore, ma cioè, qua si parla di diritti dei lavoratori, il lavoro deve servire ad avere una vita dignitosa, non essere schiavo, perché non si riesce ad arrivare neanche alla fine del mese e a godere di ferie, di un minimo di benessere, ecco, non c'entra niente. La frontiera, sì, se vogliamo parlare della frontiera, sì. Allora, Schengen, la sospensione dei confini, l'Europa ha già invitato l'Italia ad eliminare questo sistema, cioè, e poi, diciamolo chiaro, sono stati assegnati circa 60, non so se sono 59-60 forze di polizia alla frontiera, quando obiettivamente queste forze di polizia che sono state assegnate al nostro territorio, e non ce ne manderanno altre perché sono tutte lì, dovrebbero servire in città per proprio garantire l'ordine, la pulizia, un sistema, chiamiamolo così, tra virgolette educativo, se parliamo di giovani. Invece sono lì. A cosa sono serviti? Voi verificate che i migranti non arrivano più o arrivano in ugual modo? Cioè io pongo solo questo quesito. Sono serviti? No, dicono che hanno bloccato i passer, ecco. Beh, io vorrei sapere i numeri. A fronte di tot milioni di euro, quanti? 20 ne hanno spesi finora? 20 milioni di euro. Quanti milioni di euro ci sono costati un passer? Quanti ne hanno presi? 20, 1 milione di euro ciascuno? Arrivano lo stesso i migranti. Credo che l'onorevole Serracchiani abbia presentato un'interrogazione alla Camera per questo, per sapere esattamente che costi stiamo pagando noi cittadini. E poi ha fatto un riferimento a Gianfranco Schiavone, il presidente dell'ICS. Allora, il disastro lo vuole l'amministrazione comunale. Perché? Il disastro inteso, forse il signore si faceva riferimento al fatto che ci sono dei migranti che stazionano nelle piazze, nelle strade, perché non hanno un altro posto dove dormire. Lo ricordo sempre, che quelle persone sono tutte state identificate. Sono tutte identificate, quindi non sono clandestini. Sono andati già in questura, hanno fatto la richiesta di protezione, aspettano l'appuntamento dalla questura. Questo appuntamento può arrivare anche dopo mesi, dopo anni. Nel frattempo cosa possono fare? Niente, non se ne possono neanche andare, perché per legge devono stare qua da noi ad aspettare quell'appuntamento. Che cosa può fare il comune? Fornire un sistema di bassa soglia, come dire, a rotazione, che significa un posto dove dormire e un servizio, un gabinetto, una doccia dove lavarsi. Voi tornerete sulla questione dell'ex bazar lo stabile di via Flavio Gioia? Sì. O la recinzione? No, quella di via Flavio Gioia. No, sì, via Flavio, perché? Cioè, secondo voi è il luogo ideale? Certo che è il luogo ideale per un servizio ad alta rotazione, perché un immobile, l'ex mercato di via Flavio Gioia, si trova lì, è di proprietà comunale, basta mettere delle brandine, non è che devono creare un albergo a 4 stelle, perché è sempre meglio di dormire per strada col freddo, il gelo d'inverno, lì ci sono anche delle famiglie. Allora, viene preso il presidente dell'ICS, ma se non ci fosse l'ICS, il comune con chi farebbe la convenzione
tra l'altro per tanti altri che sono inseriti nel sistema di accoglienza. Il sistema di accoglienza è qualcosa che viene pagato anche con i fondi europei, con i fondi dei cittadini, ma è qualcosa a cui siamo obbligati noi dal diritto internazionale. Le persone che scappano dalle guerre, fino a quando ci saranno guerre, ci saranno sempre più migranti che arriveranno da noi. Però il punto è questo: il disastro, se per disastro intendiamo queste persone che stanno per strada, ecco, questa non gestione dell'immigrazione non è che viene determinata da un partito politico di opposizione o da chi ha la convenzione col comune, regolare, controllata, fanno dei contratti, tutto a posto. Cioè questo è in carico all'amministrazione comunale, ma l'amministrazione comunale non è disponibile a trovare delle soluzioni. Io non sto dicendo che è colpevole, come ha detto il signore, di quello che succede, ma quando delle persone vengono lasciate lì, sappiamo tutti che tra italiani e stranieri ci sono le brave persone e ci sono quelle che non lo sono, perché, come dire, l'onestà non appartiene a una nazionalità, un'etnia, un'età, un genere, ecco. Quindi prendiamoci la responsabilità di quello che succede e anche delle cose che diciamo. Ancora una telefonata, buongiorno. Carissimi, buongiorno, un saluto al conduttore e all'ospite, al quale volevo sottoporre una problematica che riguarda all'interno dei percorsi educativi delle scuole primarie, quindi delle elementari, la tutela della salute dei ragazzi e soprattutto il rischio di insorgenza di scoliosi per quanto riguarda la colonna vertebrale a carico di alunni e alunne che sono costretti, fra virgolette costretti, a portare zaini che possono raggiungere addirittura peso di 9-10 kg. Allora esiste una note specifiche del Ministero del Lavoro e della Salute, eccetera, che chiariscono che per le scuole primarie, anche in base alle raccomandazioni del Consiglio Superiore della Sanità, non è possibile imporre degli zaini che superino una media del 10 o 15% del peso corporeo. Quindi per un ragazzo di 35 kg non è possibile avere uno zaino che sia più pesante di 4 kg. Questo in certi casi non avviene. Sono venuto a conoscenza del fatto che ci sono alunni che sono costretti ad avere zaini del peso fino a 9-10 kg, quindi non più 10-15% del peso corporeo, ma arriviamo a 25-30%, cioè assurdo, che possono danneggiare veramente la salute di questi. Ora ci sono delle circolari, c'è una circolare specifica, mi sembra del 2008 o qualcosa del genere, e anche forse una più recente, che impongono o perlomeno indicano ai dirigenti scolastici di non provocare pesi eccessivi per gli zaini dei bambini attraverso l'imposizione di testi, libri, eccetera, eccetera. E questo poi, finisco subito, si riversa negativamente su due effetti. Il primo è che si costringe i genitori a portare gli zaini e il secondo che si abitua i ragazzi a farsi portare gli zaini dai genitori. Esatto. Grazie, una risposta sarebbe utile, grazie. Esatto, guardi, volevo proprio aggiungere questo perché essendo genitore anch'io ogni tanto vedo che questo pesa, se sento più che vedo, che questo zaino è piuttosto pesante, quindi da un lato voglio fare il bene, dire dai lo porto io, dall'altro però dico insomma se faccio sempre la parte io deresponsabilizzo lei, avendo una figlia femmina, a dover comunque portare insomma lei il suo zaino, cioè è giusto che come dire si impari ognuno ad avere cura delle proprie cose e non essere troppo viziati, lo dico proprio insomma in maniera molto senza mezzi termini. Sì. Prego Paglia. Grazie signore. Mi scusi questo spaccato personale. No, assolutamente, anzi, ringrazio il signore di aver chiamato. Allora, tutto quello che ha detto è giustissimo ed è vero. Allora, ogni singola scuola, in base a questa direttiva, deve, come dire, approntare delle soluzioni. Io posso dirle quello che abbiamo messo in atto noi. Ecco, io insegno alla scuola primaria.
Noi insomma, intanto nella scelta dei libri abbiamo evitato che ci sia il libro storia, geografia, educazione civile, cioè abbiamo cercato di accorpare, ci sono dei libri che sono un po' più sintetici e che mettono insieme varie materie, e comunque ormai i libri hanno l'obbligo della versione digitale che si può scaricare, ormai tutti i giovani sanno navigare su internet, sanno utilizzare un tablet, uno strumento digitale. Quindi noi ad inizio d'anno scolastico, anzi durante le lezioni di tecnologia, insegniamo ai bambini come scaricarsi il testo in versione digitale e se qualche genitore vuole, lo desidera, lo facciamo anche con i genitori. Quindi questo intanto potrebbe essere una soluzione, studiare sul libro digitale, ecco. Dopo cosa facciamo? Cerchiamo di incentivare come dire, l'utilizzo di quaderni, libri, non andando e venendo da casa appunto perché c'è questo uso del libro digitale, ma lasciandoli lì a scuola, così non devono portarsi più peso. Però devo dire una cosa, e approfitto di Tele4 per dirlo, è come dire, in auge non dare più la merenda ai bambini in un sacchettino che può essere di stoffa, di carta, ma arrivano a scuola dei veri e propri contenitori, così, perché li vendono nelle cartolerie, sono con insomma firmati. Sì. Ecco, delle vere confezioni, questi pesano. Poi i bambini oggigiorno hanno tante penne colorate, tanti colori, e li partono altri 2-3 astucci con penne, mi conferma il giornalista. Quindi questi contenitori, poi la borraccia, noi per la tutela ambientale sono anni che consigliamo l'uso della borraccia. Si compra una borraccia di buona qualità, ne fai uso durante gli anni, non compri ogni mattina la bottiglia di plastica. Però danno delle borracce anche da 1,5 litri che sembra che devono andare nel deserto. Riempitele, portatele vuote, le riempite, no, arrivano con le borracce piene, quindi se eliminiamo, io un giorno ho fatto proprio l'esperimento in classe per dimostrare ai bambini, togliamo 3 astucci e ne mettiamo 1, togliamo il contenitore della merenda e mettiamo il sacchettino, prendiamo una borraccia, io uso quella da 250 ml, ma perché a scuola l'acqua è potabile, no? Ecco, allora, ecco perché la collaborazione tra scuola e famiglia è fondamentale in tutto ciò. È ovvio che ai bambini piace la cassettina che è la stessa marca dei colori, delle penne, ecco, però poi se il risultato sarà quello che ha detto il presentatore giornalista, che il genitore o addirittura i nonni, io vedo questo, vero. Questo io... Cioè è brutto vedere questi nonni che portano gli zaini pesanti, e allora anche questo fa parte del percorso educativo e della collaborazione. Guarda, io sono in linea su tutto, ma gli astucci purtroppo continuano a rimanere troppi nello zaino, però la borraccia più piccola e il sacchettino in stoffa ce li abbiamo. Sì, però anche quella della versione digitale del libro, molti si dimenticano. Non ho studiato perché non avevo il libro, ma c'è la versione digitale, ecco, quindi ecco per dire. Vero. Ancora una telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sarò breve. Prego. Allora, niente, volevo solo un po' portare questa riflessione. Allora, la gentile ospite ha detto che praticamente sono tutti gli ospiti davanti alla stazione, sono tutti quanti identificati, eccetera, eccetera, cosa che è vera. Però è anche vera una cosa, che la sinistra ci rifila dei dati un poco taroccati, perché sul 15% della popolazione immigrata che percentualmente è sul nostro territorio, il 15%, solo il 2,96 sono richiedenti o hanno avuto, diciamo, lo status di asilo politico. Di conseguenza tutti quegli altri 12% sono tutta fuffa, gente che non serve assolutamente. Dopo, siccome abbiamo poco tempo, non approfondisco il discorso, ma volutamente, no? Per quanto riguarda la scuola, la signora Paglia, lei, diciamo, sta portando, diciamo, il discorso dei libri digitali. Allora, voglio ricordare 2 cose. La prima è che diciamo, la Fabriano, operativa, fabbrica di carta di Pregio, operativa del 1400, ha dovuto chiudere proprio per questo discorso della digitalizzazione. Poi la digitalizzazione
e se ne sono accorto anche le autorità polacche, infatti ci stanno ragionando sopra, e mi sembra anche le norvegesi, non sta portando intellettualmente, diciamo, studenti più brillanti, ma li appiattisce, proprio l'utilizzare la digitalizzazione. Allora io mi chiedo come, diciamo, una trentina d'anni fa, grosso modo, c'era una sorta di controllo sul peso che dovevano portare i ragazzi, diciamo, a casa, e non c'era i 10, 15 kg, eccetera, eccetera, e adesso improvvisamente non sono più capaci di amministrare il peso dei libri che questi ragazzi portano a casa. Sarà forse perché l'Italia ha perso posizione nei paesi sviluppati, sta entrando in maniera grande nei paesi sottosviluppati. Grazie, buongiorno. Grazie. Allora, due temi. Sì. Allora, quello che mi ha colpito, allora, sulla prima riflessione che ha fatto il Signore, ha citato della gente che non serve. Allora, qualsiasi persona che arriva come migrante non può essere definita una persona che non serve, è molto, come dire, offensive e denigratorie. Ci sono delle situazioni diverse, ma il punto principale su cui io invito tutti a riflettere è che la maggioranza, come ha detto il Signore, di quelle persone non vuole rimanere a Trieste, se ne vuole andare, ma sono obbligati a rimanere per la legge a livello europeo Bossi-Fine, che obbliga lo Stato di prima accoglienza, cioè lo Stato dove sono arrivati, ad occuparsi della pratica burocratica. E questa pratica subisce moltissimi rallentamenti, non solo per volontà politica, ma soprattutto per una carenza di organico. L'organico viene richiesto, ma non ci viene dato perché, anzi, ci è stato dato abbondantemente per tenerlo al confine Schengen, quando hanno sospeso i confini. Quindi cerchiamo se di lì arrivassero qua, forse entro 15 giorni quelle persone andrebbero dove vogliono andare, non vogliono rimanere non a Trieste ma neanche in Italia, ma hanno dei punti di riferimento familiari, ma non riescono e sono bloccati qua, e sono bloccati nel modo in cui sappiamo. Cerco di essere anch'io veloce. Il digitale. Allora, non so perché l'azienda Fabriano sia fallita, ma non credo che il punto sia stata la digitalizzazione. Innanzitutto, diciamo questo, la digitalizzazione dei libri di testo non è sorta per eliminare il peso dei libri, è sorta per andare incontro a quelle criticità che sono presenti attualmente nella società odierna, quale dislessia, disgrafia. Ci sono bambini che hanno diritto per legge, ad utilizzare i tablet, a studiare sul libro, ad utilizzare le forme audio. Ecco, è sorta per quello, però cioè è valida per tutti. Allora, la società è cambiata. Quando io andavo a scuola, io avevo un sussidiario, uno di tutte le materie. Allora, che ci sia stata un'evoluzione, i ragazzi abbiano più stimoli, siano più intelligenti, non è che si può tornare indietro, altrimenti andremmo indietro nel Medioevo e anche prima. Ci sono tanti testi perché abbiamo nuove materie, nei nostri libri si parla di tutela ambientale, si parla di nuove tecnologie, si parla dell'acqua, di come tutelare, di come combattere l'inquinamento, e tutto ciò è come dire trascritto in un libro. Queste sensibilità prima non c'erano, però indubbiamente se prendiamo un bambino di oggi, di 10 anni, un bambino di 10 anni di 100 anni fa, ma non potrebbe esserci un paragone. Cioè, allora i bambini hanno diritto ad avere anche più stimoli, e allora in questo ne ha guadagnato, ne può guadagnare anche il peso dello zaino. Ci sono delle direttive e ogni anno i dirigenti emanano delle circolari e tutti i docenti devono fare in modo di risolvere questo problema. Giustamente la digitalizzazione, perché non si può negare, io non so il Signore se ha nipoti, se ha figli, io sfido chiunque, cioè in questo momento i nipotini se non hanno il cellulare, e quindi questa è la digitalizzazione. Non è che la digitalizzazione bisogna criticarla solo quando avviene nella scuola, la digitalizzazione già c'è e parte dalle famiglie. I miei alunni hanno lo smartwatch, cioè loro si possono vedere lì, i genitori comunicano attraverso questo strumento con i bambini, quindi la digitalizzazione è già in tutta la società, la scuola è una parte di questa società, però ci sono anche gli aspetti positivi per questo.
Bene, dobbiamo andare in chiusura. Io ringrazio Maria Luisa Paglia, segretaria provinciale del Partito Democratico, che è stata con noi questa mattina. Buon Grazie lavoro, a voi buona giornata. dell'invito e buona giornata a tutte e tutti. Pubblicità, tra poco però torneremo con un altro ospite. Bene, ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, cambio la sedia dell'ospite, con noi Stefano Vatta, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno Bernardo, buongiorno a tutti a casa. Abbiamo già una telefonata che sentiamo, buongiorno. Buongiorno dottor Gugliotta e buongiorno Giovanotto, buongiorno. delle buone speranze. Quasi Gianni che parla. Prego. Siccome non ho sentito parlare oggi del famoso bombardamento che c'è stato a Trieste al 10 giugno, volevo solo ricordarlo che al 10 giugno del 1944 c'è stato oltre a 500 e tanti morti a Trieste e tante case distrutte, bombardate dalla via Canova su, la Chiesa dei Frati era stata distrutta completamente. Quella che adesso è in via Rossetti, come che lei era prima, l'ha fatta esattamente come era fatto l'abbazia su di San de Roma, la precisa identica, non è una pietra differente, ma volevo ricordare giusto per i triestini, dico a me, per chi ancora si ricorda. Adesso non so se si sta parlando nella rassegna stampa, ma un 10 giugno non ricordarselo è un pochettino dura. Vi parlo sempre più o meno di Trieste, anche se prima ho tentato di telefonare e dire un mio pensiero, però ero sempre occupato. Allora, non parlo adesso solo di sta roba, perché ormai non ha senso più, perché la signora parlava di via Perugino, ma via Perugino la parlava di 4 fontane e dopo non ho capito bene dell'acqua che aveva detto, forse il dottor Gugliotta mi sa dire cosa è la questione dell'acqua, mancava l'acqua nelle fontane o... No, non erano certi che fosse potabile e quindi alcuni cittadini... Ma l'acqua nelle fontane è sempre potabile, quella è una roba assurda che si dice, nei pozzi non è potabile, è pensiero, ma nelle fontane no, è una roba che non sta in cella intera. Quindi diceva che alcuni cittadini avevano contribuito a portare delle bottigliette sì, d'acqua. Volevo, già che sono qua, a dire una roba ancora di Trieste, quelle 4 fontane che si sta là, sono state costruite sui vecchi pista farai di Trieste. Con questo ho finito, scusate le mie ciacole. Grazie Gianni. Grazie Gianni, buona giornata. Le dico però che questa mattina nel corso del collegamento con la polizia locale ci è stato riferito come al mattino alle 10:30, se non sbaglio, alla chiesa di Sant'Antonio ci sarà una messa, non Sant'Antonio, pardon, Campo San Giacomo, la chiesa di San Giacomo Apostolo in Campo San Giacomo, proprio per gli 82 anni, l'82esimo anniversario del bombardamento su Trieste. Alle 11:45 ci sarà una deposizione di una corona d'alloro presso la targa commemorativa posta sul lato del campanile, quindi chi ha voglia di commemorare questa data lo potrà fare nel corso di questi 2 momenti, 10:30 con la messa alla chiesa di San Giacomo, a Campo San Giacomo, e alle 11:45 le deposizioni della corona commemorativa. Ecco, questo per la celebrazione, diciamo, del ricordo del bombardamento su Trieste. Vatta, io volevo parlare di altro, ma insomma questo spaccato cittadino ci ha dato modo di poter avere anche informazioni di servizio.
E volevo aprire una parentesi riguardo il mondo dello sport a Trieste, tolto il discorso societario ancora tribolato sia sul fronte basket che sul fronte calcio, il rammarico di un rugby che non è riuscito a vincere la Serie B e comunque i buoni successi, va detto, anche delle formazioni di pallamano, di pallanuoto, c'è un movimento sportivo libero che adesso si andrà consolidando nel momento in cui termineranno i lavori alla cittadella dello sport del Portovecchio. Certo. Potremmo dire che quello sarà un grosso contributo a quella che è una vita sportiva, ripeto, non associativa, ma della libera fruizione dei giovani? Assolutamente sì, e ringrazio anche dello spunto il telespettatore, perché comunque sono questioni comunque cittadine che vanno ricordate. E il discorso sportivo a Trieste, come ripetiamo comunque da tanti anni, se ne parla spesso, è molto intrecciato con quello che riguarda le società sportive, quindi diciamo, i reparti o le parti della nostra comunità più strutturate, più diciamo, gestite, e per quanto riguarda anche la fruizione libera degli spazi pubblici. In questi anni anche diciamo, in prima persona me ne sono occupato spesso, ma comunque l'amministrazione ha posto attenzione su appunto quanto riguarda il suolo pubblico, quindi a fare sport all'aperto senza dover pernotare o per forza iscriversi da qualche parte. Abbiamo ricordato nel tempo che gli unici spazi erano, ad esempio mi viene da pensare a Piazza Calalberto, Villa Giulia, qualche volta anche magari un posto come il compresso di Villara, gestito comunque dai padri gesuiti, ma a Trieste mancavano degli spazi all'esterno dove far giocare, divertire giovani, famiglie e i cittadini in generale. La cittadella dello sport procede bene, i lavori vanno avanti, entro l'estate dovrebbe essere consegnata. Parliamo di migliaia di metri quadri di spazi sportivi, di spazi comunque pubblici, quindi credo che il poter offrire ai cittadini dei campi da beach volley piuttosto che basket, piuttosto che calcio di libera fruizione possa essere una scelta intelligente, soprattutto pensando al futuro di Portovecchio, di Portovivo, in generale di quell'area, ma soprattutto anche al vicino Terrapino di Barcola, anch'esso oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione per quanto riguarda un futuro anche lì sportivo e anche con un accesso al mare che potrebbe diciamo, aiutare anche chi fa sport durante l'estate. Ecco, non voglio buttarla in negativo perché sì, non è neanche mia abitudine, però il sindaco aveva già detto che questa area sarà controllata perché vuole evitare che, vista la presenza vicina dei magazzini di Portovecchio abbandonati, che sappiamo essere comunque ancora meta di chi non trova un posto, chi vive come i migranti o anche dei senza tetto, vive senza una soluzione definitiva sopra la propria testa, vuole mettere un servizio di controllo affinché non sia, visto che sarà inaugurata fra poco, inizialmente subito meta di vagabondi e quindi anche di un degrado che allontana poi i ragazzi a frequentare quella zona. No, assolutamente, diciamo che il concetto è chiaro, nel senso i posti vanno vissuti, le zone vanno diciamo presidiate, sia a livello sociale in generale, ma soprattutto anche i luoghi sportivi, i luoghi all'aperto. Le persone che li presidiano comunque fanno la differenza perché creano diciamo, interesse di coetanei, quindi sicuramente la presenza di ragazzi, di sportivi può essere solo un fattore positivo. Ovviamente qualora il problema che abbiamo adesso nella zona di ad esempio Piazza Libertà e Portovecchio si potesse spostare in quella zona sarebbe ovviamente un grande problema, una problematica da affrontare. Idealmente il concetto che esprime il sindaco, su cui va l'amministrazione, è corretto. Ovviamente l'importante, come abbiamo ripetuto tante volte, ma così è per fortuna, è che possano essere appunto degli spazi fruibili pubblicamente dalle persone, quindi ovviamente non iscriversi o prenotarsi da qualche parte, ma semplicemente presentarsi lì, gestito da qualcuno, ma poter utilizzare ogni qualvolta si vuole il campo o la struttura. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo brevemente, torneremo tra poco nuovamente in diretta.
Torniamo in diretta 9:23 minuti di mercoledì 10 giugno con Stefano Vatta, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, nostro ospite quest'oggi. Andiamo a vedere un po' di notizie della pagina di Trieste, dal Piccolo, che è tornato disponibile nella veste online. Intanto lo yacht A, che deve fare tagliando, e sfida fra Trieste e Genova. Il super yacht dovrà eseguire la classe quinquennale entro gennaio 27, l'ipotesi più probabile è che i lavori vengano effettuati in un cantiere ligure. Il mega trialbero potrebbe sparire dall'orizzonte cittadino fino alla fine dell'estate, quindi terminata l'estate, una volta che poi, se si sceglie Genova come cantiere del suo tagliando, dopo resta là, perché non si deve più muovere per il sequestro e tutte le vicende che lo stanno tenendo dopo fermo. Più di 4 anni e non so quanti milioni. In ballo una partita milionaria che genera ricchezza all'indotto, perché chiaramente l'opportunità di poter fare questo lavoro di check sull'imbarcazione ha un suo costo, che però in questo caso viene anticipato dallo Stato, perché sappiamo che la rivalsa nei confronti del proprietario non sta sortendo ancora del gettito per quanto riguarda le casse pubbliche. Nuova viabilità e parcheggi, così cambia via Flavio Gioia, il parco di Ferrovie dello Stato con 28 stalle, lo studio e la soluzione per i taxi, poi attiva anche la formula Kiss and Ride con 10 minuti di sosta gratuita, sempre vicino alla stazione, proprio per fare in modo di accompagnare la persona che viaggia, dargli un bacio, Kiss and Ride, e salutarla, e poi non pagare il parcheggio per 10 minuti, bene o male come si fa nell'aeroporto, Sì, no, Vatta? sì. È una misura di buon senso. Ha senso anche perché è una zona comunque dove le persone che accompagnavano le persone in stazione si fermavano con la macchina spesso, quindi è quella più utilizzata dai triestini. Via Flavio Gioia l'abbiamo menzionata prima perché le richieste dell'opposizione sono sempre quelle di poter attivare questo centro di bassa soglia nel ex bazar, però so che voi di Fratelli d'Italia in primis, ma un po' tutta la maggioranza, siete contro. Sì, assolutamente, anche perché abbiamo visto in questi, diciamo, loro lo vogliono appunto come centro di bassa soglia, ma più come dormitorio, come struttura non fissa, nel senso dove le persone non stanno 24 ore, e sappiamo come vanno a finire spesso in questi centri, quindi magari apri con un tot di posti, successivamente vengono accolte il doppio delle persone e per un motivo o per l'altro non riesci dopo a gestire questo flusso, e spesso le associazioni che gestiscono questo flusso, che prendono soldi da comune, da regione e dallo Stato, anche dall'Europa, per gestire queste situazioni qua, dopo si lamentano e attaccano le istituzioni che le finanziano, quindi da questo punto di vista noi siamo assolutamente contrari, anche perché comunque è una zona che negli anni stiamo cercando di rivitalizzare, che sia un po' per l'abbattimento della Tripkovic e diciamo la creazione di una nuova piazza, che dopo in futuro dobbiamo vedere anche come poter migliorare e abbellire, l'entrata monumentale del Porto Vecchio, e adesso anche abbiamo visto via Flavio Gioia con il parcheggio gestito, ma anche questa prospettiva di lavori, credo che avere un dormitorio nei pressi non sia proprio una bella cartolina. Ecco. Altra notizia, fondi dell'RSU Fincantieri, nel ricordo di Tommaso Andreuzza, che ricorderete, l'operaio di 27 anni che stava lavorando sul tetto della panel line dello stabilimento, era caduto nel vuoto da circa 20 metri a Monfalcone, raccolti 17.538 euro destinati alla Scricciolo, che si occupa dei bambini nati prematuri al burlo e delle loro famiglie. Questa è la generosità che ha permesso questo raccolta fondi. Centrosinistra e servizio idrico, eventi separati, ne abbiamo parlato prima proprio con Maria Luisa Paglia, ci saranno nel pomeriggio alle 18:30 in 2 punti differenti, 2 conferenze, 2 incontri pubblici a tema acqua, e quindi insomma l'opposizione o non si è messa d'accordo. Niente futuro in comune oggi. Niente futuro in comune, beh però ci stava, l'acqua non è in comune, almeno in questo caso, però Paglia diceva prima non c'era stato un misunderstanding e non c'è nessuno strappo, ecco, di coalizione. Zona industriale net zero per uno sviluppo più green. Obiettivo del progetto presentato in comune è ridurre le emissioni che alterano il clima in modo progressivo. Andiamo a un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno dottor Gullotta e buongiorno al suo ospite. Io desideravo porre 2 domande al suo ospite, non so, spero che mi possa
mi potrà rispondere. Uno, ho visto adesso che stavate parlando di via Flavio Gioia, quindi di clandestini, e non capisco perché continuate a chiamarli migranti quando si sa benissimo che sono clandestini. Che cosa, cioè perché chi li ospita o comunque chi si adopera per mantenerli, purtroppo non si prende poi la responsabilità se questi clandestini fanno danni. E anche ai Maranza, per esempio, che non sono clandestini, che comunque sono di seconda o terza generazione indifferentemente, perché i genitori piuttosto che dove alloggiano, perché ancora non sono riuscito a capire dove alloggiano questi personaggi, non possono essere ritenuti responsabili dei danni che fanno questi minori. Primo. Secondo, se cortesemente riesce a rispondermi o a spiegarmi la variante che verrà fatta per la zona di Servola per portare i camion che scenderanno dalle Alte, da dove dovrebbe passare questo svincolo per arrivare fino in Ferriero, per comunque arrivare nel nuovo porto che stanno progettando e costruendo appunto nella zona della Ferriera. Grazie, buongiorno. Grazie. La prima domanda si rifà alla questione di cui parlavamo poco fa, via Flavio Gioia. Io continuo a chiamarli immigrati, poi lei li chiami pure clandestini se vuole. I clandestini sarebbero tutti o nessuno, e quindi i migranti sono tutti, i clandestini sono alcuni, quindi insomma diciamo va da sé che è una scrematura generica che non posso fare, anche per una questione di non conoscenza della situazione di ogni singolo uomo o donna che viene nel territorio. Poi, io sono molto liberale a riguardo, se lei ritiene chiamarli così faccia, insomma. Prego. Sì, allora diciamo sono stati toccati due temi importanti. Il primo, dico subito, quanto riguarda la variante dell'area di Servola e il transito di veicoli, mi posso informare ovviamente perché adesso al momento non ho i dati e non vorrei dire inesattezze e sbagliarmi per quanto riguarda strade e percorsi, quindi se vuole magari la ricontatterò. Per quanto riguarda invece il discorso comunque dei clandestini, dei migranti, io come ho detto più volte ho anche avuto un'esperienza diretta in quanto ho lavorato in Caritas come operatore nei centri di prima accoglienza pochi anni fa, per un paio d'anni circa. Ho lavorato sia nelle strutture di Camposacro che di Fernetti e purtroppo la situazione è questa, nel senso che ci sono delle associazioni che ricevono dei soldi e dei finanziamenti pubblici per occuparsi di queste persone e ovviamente nel momento in cui le persone decidono di scappare, andarsene, diciamo non si comportano come dovrebbero, gli operatori non possono intervenire. Ovviamente questo è un problema che riscontriamo da parecchio tempo. Per quanto riguarda soprattutto i minori, a Trieste abbiamo una situazione importante, nel senso che accogliamo diverse centinaia di minori stranieri con appunto i soldi pubblici. Il sindaco di Piazza l'ha ricordato più volte. Nel momento in cui le associazioni, ad esempio faccio il nome dell'ICS, attacca il comune di Trieste, queste stesse associazioni devono anche ricordarsi che il Comune di Trieste investe moltissimi soldi per il mantenimento di queste persone, quindi diciamo che noi stiamo facendo la nostra. Fratelli d'Italia a livello comunale, a livello nazionale sta cercando di cambiare un po' la rotta per quanto riguarda sia la rotta balcanica, scusate il gioco di parole, sia per quanto riguarda diciamo la gestione di queste persone, perché noi pensiamo che non sia il caso di aprire più dormitori nel centro città, ma piuttosto far arrivare meno persone, prendere accordi con i paesi di provenienza e qualora le persone siano già arrivate cercare magari delle strutture, come abbiamo parlato più volte, non in centro, ad esempio riapriamo una vecchia caserma dismessa, gestita e diciamo teniamo queste persone sorvegliate ma anche al sicuro per loro stesse, credo che possa essere più vincente rispetto a parcheggiarle al silos di fronte alla nostra stazione centrale. Quindi
questo è un tema che va avanti da tanti anni, però questa è la strada che vogliamo percorrere come Fratelli d'Italia e come centrodestra a livello cittadino. Poi le persone decideranno quale sarà la strada più corretta per loro tra un anno, quindi vedremo cosa succederà. Dobbiamo andare in pubblicità, ancora una breve pausa, torneremo tra poco. Torniamo in diretta, sempre in compagnia di Stefano Vatta, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Movimentato il consiglio l'altro giorno. Sì, movimentato, alla fine siamo riusciti ad andare, a restare tra virgolette nei tempi, a parte qualche pausa per qualche capigruppo, però sicuramente diciamo che l'opposizione sta dando il meglio di sé ultimamente. Non sono d'accordo loro dall'altra parte ovviamente, perché abbiamo sentito anche ieri mattina. Intanto fra le altre notizie, ora arriviamo alla telefonata, tra le altre notizie di oggi che guardiamo il piccolo, non abbiamo visto nella prima parte di mattinata perché non era pronto il caricamento della parte digitale. Derubavi i clienti nella palestra, scatta l'arresto in flagranza, è successo alla Webfit dello Scalo Legnami, l'arresto è stato fatto lunedì, c'era un giovane triestino, non si sa l'età precisa e l'identità, che approfittava del momento della doccia o della distrazione in spogliatoio per andare a rovistare dentro zaini, borse e effetti personali degli avventori. Fra l'altro questa è la palestra dove vado pure io ed ero là proprio lunedì e non ho trovato tutto questo movimento, meglio, vuol dire che... Magari è stato Bernardo a sgominare. Sì, ero io, però là c'è scritto che è giovanissimo, quindi già mi esclude nell'identikit, e che si trova al Coroneo. Noi siamo qua in diretta, quindi non credo di poter essere... Dico, l'hai beccato tu forse. No, io facevo le mie cose. No, comunque diciamo è una notizia, perché anche ieri che ho visto il vostro telegiornale cenando, è una notizia che sei un triestino, volevo fare questa battuta, quindi... Un po' me l'aspettavo che l'avesse detto. Vabbè. Telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Nulla. Andiamo a vedere un attimo le mail. Allora, buongiorno, di pubblico utilizzo per quanto riguarda la Cittadella dello Sport, significa gratis? Chiede una telespettatrice. Beh sì, assolutamente sì, significa fruizione pubblica e gratuita. Ovviamente non possiamo garantire tutta la cittadella dello sport, anche perché vediamo la costruzione di diversi campi, è previsto il padel, potrebbe essere previsto il tennis, però qualora ci fossero dei campi, ad esempio di beach volley piuttosto che di basket, è importante che la fruizione sia pubblica e sia gratuita per le persone che vogliono utilizzare lo spazio, anche perché sono il tipo di destinazione che anche permette un presidio fisso sul territorio. Il conto dopo gli scontri in viale, prime denunce ai manifestanti e una decina di militanti deferiti, ipotizzate risse e lesioni su querela di parte, lo scontro che si era verificato il 19 maggio scorso, dopo quel momento di commemorazione che ormai è diventato un appuntamento annuale per Almerigo Grills, nella zona del viale 20 settembre, là vicino via Paduina, mi pare che se non sbaglio. Sì, in via Paduina. Sì. E quindi dopo c'è stata questa carica della polizia, ci sono stati questi contatti, qui vedete le foto di sedie in mano e disordini di natura di pubblica sicurezza, arrivano le prime denunce ai manifestanti. Fra l'altro il 19 di questo mese, che sarà venerdì prossimo, è prevista un'altra manifestazione a un mese da questi fatti e ci sono le prime denunce, insomma, ce lo si aspettava. Poi comunque ricordiamo che, giusto per i telespettatori, il 12 giugno, questo venerdì, sarà anche l'anniversario della liberazione di Trieste dall'occupazione titina, lo ricorderemo in Consiglio Comunale in Piazza Libertà e in Piazza Unità. È un appuntamento che come amministrazione e anche come istituzioni triestine credo che sia importante ricordare. Ecco, il 19 giugno, secondo le intenzioni, dovrebbe partire attorno alle 18:30 dal Varco 1 di Riva Traiana, che sarebbe la zona dell'Ausonia, se non sbaglio, no? Sì. Riva Traiana. Dal Varco 1, tra le questioni che emergeranno negli slogan, negli striscioni, figureranno certamente i temi del razzismo, delle immigrazioni
della pace in considerazione anche dei conflitti e delle tensioni a livello internazionale, questo nel programma della manifestazione. Finita invece la scuola, 1637 maturandi, il Nautico chiude con la divisa e qui vediamo infatti la foto in Piazza Unità di chi ha terminato l'anno scolastico, adesso si appresta alle vacanze, c'è chi dovrà studiare per gli esami, infatti si fa un bocca al lupo per i maturandi. Lei se la ricorda la sua matura? Sì, era pochi anni fa, no? Insomma. Io l'ho fatta, stavo pensando prima, già 7 anni fa ormai. Quindi... 7 anni fa? Sì. Alla fine il tempo è passato. Non 20 come me. Nuova allerta sulle truffe negli istituti scolastici, questo lo ha ripetuto anche l'assessore De Blasio ieri, sì, nostro ospite, perché adesso le truffe si congegnano non solo il finto carabiniere ma anche il finto dirigente pubblico, insomma pubblico servizio scolastico che chiede soldi e quindi prestare particolare attenzione. Sigillo del Consiglio regionale agli esposti amianto, presidente Pasutto, associazione ricevuta per il riconoscimento, il sogno è chiuderla ma con il killer debellato ovviamente. Duino Risina, l'incarico rimanga a lei, raccolto 200 firme a Duino per il medico Spanghero, proprio per questa mancanza di professionisti sul territorio. Uno dei medici di medicina generale sappiamo va a essere un tema regionale particolarmente sentito, infatti i consiglieri molto spesso si battono su questo. Sì, diciamo che il tema della sanità in generale è quello che ha animato anche la campagna elettorale alle ultime elezioni regionali, parliamo di non troppo tempo fa, 3 anni fa, e quello su cui appunto hanno combattuto sia l'opposizione e il centrosinistra che l'attuale maggioranza in Consiglio regionale. Anche il Presidente Fedriga ha più volte ricordato quanto sia centrale per i cittadini e per l'operato dell'amministrazione. Di risorse ce ne sono, ne vengono messe moltissime da parte della Regione. Credo anche che le strutture convenzionate con il pubblico svolgano un ruolo fondamentale per quanto riguarda la garanzia dell'assistenza medica per i cittadini. Ovviamente il tema dei medici di base è un tema spinoso da parecchio tempo, nel senso che ovviamente noi come amministrazione comunale possiamo fare ben poco, però sappiamo che dal Covid in poi soprattutto c'è stato un calo che ha portato anche magari a numerosi medici in pensione a dover comunque assistere o cercare di dare una continuità assistenziale ai pazienti. Conosco personalmente qualche amico che sta studiando medicina e sta iniziando la carriera da medico di base, quindi ci sono anche delle notizie positive. Ovviamente è un ruolo delicato, fondamentale, importante, che va valorizzato al meglio anche a livello contrattuale, a livello proprio della gestione della pressione di lavoro, anche perché spesso e volentieri veramente hanno una quantità di persone da seguire che è difficile, rende la situazione difficile per tutti. Esatto. Altra mail, buongiorno, vorrei chiedere al suo ospite quanto segue a riguardo di Piazza Libertà. Come mai non è considerato che anche nei cittadini che li hanno votati non piace il modus operandi, come recintare la stessa? Perché sono modifiche strutturali importanti, mi piace nemmeno l'uso come camping. L'ho letta paro perché non riuscivo a... Sì. Allora, cerco di capire la mail. Diciamo che per quanto ci riguarda è una soluzione che è volta a tutelare quella che è l'immagine della piazza, anche perché ricordiamo sempre che è una piazza centrale di Trieste, perché le persone che arrivano nella nostra città, quando arrivano in macchina, il 30-40% delle persone fa la costiera, quindi arrivano in Piazza Libertà. Quelle che prendono il treno arrivano in stazione centrale e l'immagine che abbiamo adesso da qualche anno non è un'immagine da cartolina, quindi stiamo cercando di tutelare l'immagine di quella piazza e ovviamente anche salvaguardare quelli che sono anche i monumenti storici, perché ricordiamo che c'è anche una statua piuttosto importante e quello che è stato fatto anche per Piazza Ortis, che anche là c'era sempre il mugugno di qualcuno per quanto riguarda la recinzione notturna, tenere la piazza chiusa di notte. Adesso vediamo che è stata una scelta vincente, perché per ovvi motivi la piazza è più sicura e anche più
diciamo, vivibile e libera da certe frequentazioni. Diciamo che a Trieste qualsiasi progetto viene proposto, spesso e volentieri abbiamo sempre il partito di chi rima contro, poi ovviamente tutto si può migliorare, sappiamo che il problema non verrà eliminato perché piuttosto che dormire in Piazza Libertà ci saranno persone che dormiranno in altri luoghi, però diciamo che stiamo cercando di salvaguardare un po' anche quello che è, quelli che sono i nostri luoghi simbolo, i nostri luoghi più importanti della città, quindi dobbiamo cercare di andare avanti così. Sicuramente la soluzione di un nuovo dormitorio in Via Gioia non sarebbe quella che risolverebbe i problemi, almeno dal nostro punto di vista. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego. Volevo un'informazione. La situazione internazionale sta precipitando e volevo sapere se l'oleodotto di Trieste ha a disposizione dei sistemi di sorveglianza aerea contro droni o roba del genere. Perché l'Ucraina ha fatto fuori il nostro oleodotto praticamente alimenta mezza Germania, tutta l'Austria e altre nazioni, quindi è l'altra fonte di approvvigionamento energetico dell'Europa. Quindi è in un pericolo, credo, molto spinto, perché l'Ucraina si trova in una situazione di sforzare la mano all'Europa sia per i fondi che per essere inglobata nel sistema europeo. Quindi volevo sapere se ci sono delle difese attuate per difendere quel punto di energia che è molto molto importante. Grazie. Grazie per la domanda che ha sicuramente una sua logica piuttosto importante nello stato attuale della situazione geopolitica e le tensioni internazionali. Va da sé che si tratta di dover chiedere alla SIOT quali contromisure abbia predisposto in caso di attacco o di malfunzionamento dettato da sabotaggio. Questo onestamente io non lo so. Vatta, non so se lei ha avuto questa informazione nel tempo. No, quindi insomma... lo chiederemo a chi di dovere. È sicuramente comunque una domanda intelligente, insomma, come per dire, mi spiace che non abbiamo una risposta, però di fatto sicuramente è da capire se siamo a rischio anche come zona, come territorio cittadino, o se ci sono delle contromisure adottabili. Altra domanda su cui dovremmo sorvolare, ma più per questioni di competenza, è quella che ci scrive un telespettatore: apprendo dalla stampa che a seguito dell'ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia sarebbe stato imposto il divieto di ingresso nell'Unione Europea agli ex militari russi. Vorrei sapere quando ciò accadrà anche per i componenti dell'esercito che ha raso al suolo Gaza e che sta bombardando il Libano. Spesso i telespettatori ci scambiano per una testata in grado di poter trattare questioni internazionali con una tempestività e anche una conoscenza al di sopra dell'ambito territoriale. Mi spiace dover deludere il telespettatore, ma almeno da parte mia questa informazione non è disponibile perché ci occupiamo molto più della città che di questioni di questo tipo. Sì, ma ovviamente sono questioni che quasi non ha senso affrontare, diciamo, in questa sede, perché non possiamo decidere nulla su questo. Ovviamente a livello, come dire, umano si può fare un ragionamento che per quanto riguarda le sanzioni alla Russia, per quanto riguarda lo yacht parcheggiato da più di 4 anni nel nostro golfo, diciamo che ci sono spesso due pesi, due misure, a differenza di chi attacca e chi viene attaccato, ma soprattutto credo che anche, ad esempio anche a livello sportivo, vediamo le Olimpiadi, gli atleti russi senza bandiera, delle federazioni anche che hanno problemi ad accedere al mondiale di calcio che inizia tra un paio di giorni, anzi domani. E diciamo che sono delle scelte che spesso lasciano un po' l'amaro in bocca, perché qualche volta vengono come dire, toccate, interdette delle categorie, delle persone che secondo la maggior parte di noi non hanno colpa, non hanno responsabilità su quanto accade nel mondo. Quindi sono dei ragionamenti che si possono fare, ovviamente non ci portano a nulla in questa sede, ma capisco il dubbio del telespettatore.
Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, mi scuso per la seconda chiamata, ma l'ospite ha detto una cosa molto importante di cui forse non si è reso conto. Ha detto che Viale Miramare dovrebbe assorbire dal 40 al 50% del traffico entrante in città. Se è vero il suo dato, mettiamo anche che sia solo il 40%, sommandolo al traffico che scende da Basovizza e quello che entra da Aquiligna, praticamente il traffico da Opicina in giù, cioè la via nord, dovrebbe essere pochissimo, e questi sono dati statistici che non si possono negare. Quindi verrebbe a mancare il parametro principale per il quale è stato studiato il progetto dell'Ovovia. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, questo denota un'attenzione maniacale. Sì, no, allora ho capito la battuta, la frecciatina del telespettatore. Sì, allora, sono due temi totalmente diversi. Io facevo un calcolo anche per quanto riguarda ovviamente gli arrivi della ferrovia, quindi anche della stazione centrale. La strada più contingentata di Trieste è e rimane quella che porta l'accesso a nord, quindi Strada Nuova Propicina e successivamente via Commerciale. Sappiamo che anche per quanto riguarda la strada costiera in certi periodi dell'anno è diciamo molto al di sopra della sua portata, della sua capacità, e anche per quello ci sono stati anche negli anni da parte dell'amministrazione, mi viene da dire principalmente regionale ma anche comunale, delle attenzioni. Ci sono stati dei progetti anche interessanti presentati anche dall'assessore Scocimarro per quanto riguarda ad esempio il raddoppio della linea di costa con l'aggiunta di nuove corsie per quanto riguarda le autovetture. Ovviamente tutto ciò riguarda un progetto più ampio che è anche la rivisitazione, l'ingrandimento della riviera barcolana, quindi anche le strutture balneari che potrebbero nascere. Capisco quello che ha detto il telespettatore, però il principio della cabinovia non l'ha scelto Stefano Vatta piuttosto che sindaco di Piazza in primis. Ci sono degli studi, dei dati che ci portano a dire che il traffico da nord non è più sostenibile a livello triestino, quindi per questo motivo è nata la cabinovia. Poi io facevo un calcolo percentuale calcolando ovviamente anche quello che arriva dalla ferrovia, tutto qua. Due email, una dice irregolari, termine corretto, clandestini no. Scusate, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi richiede protezione internazionale non può essere definito clandestino neanche nel contesto di una campagna o manifesto politico. La Cassazione ha respinto i ricorsi, ad esempio contro la Lega, confermando che l'uso di questo termine per i richiedenti asilo viola le norme antidiscriminazione. Un'altra mail invece sulla recinzione di Piazza Libertà: non serve un ingegnere per capire che in Piazza Ortis il muro c'era già, in Piazza Libertà bisogna farlo. C'è il muro su cui dopo dovrebbe appoggiare la ringhiera. No, sì, sicuramente, però ricordiamo che in Piazza Ortis era un muretto facilmente scavalcabile, quindi le persone la sera stazionavano lì facendo anche compiendo delle azioni non proprio legalissime anche, quindi secondo me la situazione è migliorata là, ma non penso che sono l'unico a pensarlo, a sostenerlo. Per quanto riguarda Piazza Libertà, come ho già detto, bisogna preservare quelli che sono anche i luoghi importanti della nostra città, luoghi centrali e anche luoghi di arrivo delle persone che vogliono fare visita a Trieste. Altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gabriela Sigot di Largo Barriera. Mi avete chiesto il cognome, lo do anche in diretta, il mio cognome. Bene, io chiamo perché ho sentito il consiglio dell'altro giorno, no? Sono riuscita a rivederlo tutto. Io ho visto che l'opposizione chiedeva soldi per diversi interventi, no? Che tutti sono stati rifiutati e con questa variazione di bilancio. Uno degli interventi che mi ha chiamato l'attenzione, perché ho un'amica che abita in quella zona, è questo della Domus Civica di Balmaura, no? Quella che c'è in via
Vecchia dell'Istria, di fronte al palazzetto del basket. E lì quello, e nel 22, secondo la mia amica mi aveva raccontato, nell'anno 22, in dicembre del 22, è stato il comune con il Latter a presentare un incontro di una progettazione partecipata, e nel 22, siamo al 26 e quello ancora è tutto un'area dismessa, no? Un'area brutta da vedere tra le case, e non si è avuto tempo di destinare neanche €1 per quella zona. È stata tanto con locandina presentata per l'assessore Lodi e Latter, e nell'anno 22, in dicembre 22, e queste informazioni uno le trova in internet, quindi mi sembra un poco dover fare una recensione che servirà a nulla, che hanno detto che costerà più di €1.000.000 quando la recensione di Piazza Ortis costata €100.000. Mi sembra che stiamo facendo cose che non si devono fare, o vedendo, non so, vedete voi, prendete un po' che il signor mi dica che opina, e che il consigliere, e poi che vedano anche gli ascoltatori che ne pensano. Grazie. A lei, grazie. Non so chi gli ha chiesto il cognome, comunque, cioè, per me basta che uno si presenti con un nome, così abbiamo un modo per poter riferirci al chiamante, ma non servono troppi dati. Almeno a me, poi non so gli altri. Sicuro. Ma come ho detto, come ho già ripetuto, perché non voglio ripetermi, tutte queste le questioni che stiamo affrontando negli anni, e quella che adesso è il nuovo progetto di recintare la Piazza Libertà, ovviamente sarà il vaglio delle persone tra meno di un anno alle prossime elezioni. Come ho detto prima, secondo noi è più importante preservare quelle che sono delle zone cittadine, come può essere Piazza Ortis, come può essere Piazza Libertà, come può essere in generale l'area del Porto Vecchio, rispetto ad aprire nuovi centri d'accoglienza, nuovi dormitori, che dopo sappiamo che problemi portano dietro, perché non apri un posto con 30, 40, 50 posti letto, rimangono tali e sono gestiti, tra virgolette, in modo come dire, facile. Tutti i centri che sono stati aperti negli anni, e ripeto, io ci ho anche lavorato in alcuni di essi, di prima accoglienza, questo sarebbe un po' diverso, però il concetto è quello, dopo sono oberati di lavoro e accolgono il doppio o il triplo delle persone che dovrebbero, quindi porta tutto un disagio dietro che in quella zona lì secondo noi non è percorribile, non è affrontabile. Altra mail. Siccome l'ospite di prima ha detto che i clandestini che arrivano in città hanno il diritto di essere riconosciuti dal primo paese appartenente alla comunità europea al quale mettono piede, se non sbaglio il Trattato di Dublino, mi domandavo perché la destra politica, siccome governa attualmente in ogni dove nella nazione, non respinga i migranti in arrivo in Slovenia, in quanto da lì sono passati e per legge europea si potrebbe farlo tranquillamente, ma c'è tutto un trascorso rispetto a questo, no? C'è stata una sentenza poi che ha rimpatriato uno di questi migranti che è arrivato in Italia, che era stato respinto perché aveva messo primo diciamo, suo approdo è stata la Slovenia, documentandolo con determinati atti che non so se erano documenti o cose varie, eppure il respingimento ha causato un iter burocratico a livello legale che lo ha anche risarcito. Quindi diciamo, c'è una sentenza che sta, come dire, dettando una linea rispetto a questa dinamica. Sì, che sono quelle follie tutte nostre, nel senso che abbiamo dovuto anche risarcire, non mi ricordo, mi sembra con diverse migliaia di euro. 12.000 euro, se vado a caso. Sì, comunque sopra i 10.000 euro questa persona, e come abbiamo ripetuto varie volte, i primi paesi d'arrivo sono comunque la Croazia e la Slovenia, quindi queste persone dovrebbero diciamo, restare lì, e dopo a livello europeo si può fare un ragionamento di distribuzione delle persone, però il problema è che questi paesi le lasciano passare e poi arrivano in Italia. Questo è uno dei motivi principali per i quali anche la rotta balcanica è un problema in questi anni, soprattutto per noi triestini, ma il motivo dei controlli ai confini che stiamo facendo, perché oltre ad aver intercettato numerosissimi passeur, quindi le persone che illegalmente portano attraverso dei veicoli, dei furgoncini, dei camion,
clandestini, immigrati all'interno del nostro paese, ma ovviamente la maggior parte lo passa in strada. Poi sappiamo che c'è sempre una parte che transita in bosco e purtroppo da quel punto di vista ci sono state anche delle migliorie con fototrappole a livello regionale, a livello statale che sono state posizionate. Però diciamo che da questo punto di vista il governo sta facendo il possibile, il massimo del lavoro, o almeno tutto quello che non è stato fatto né provato con i governi precedenti. Telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi sentite? Buongiorno. Sì, abbastanza. Sono Andrea Vatta, sono il papà di Stefano. Ah, buongiorno. Tutto in famiglia oggi, quindi? Sì, oggi è tutto in famiglia. Sono un ex politico, geologo e giornalista scientifico. Piacere, Piacere mio, carissimo. Io ho fatto 10 anni di politica, proprio quando è nato Stefano, dal 2001 primo e secondo mandato di piazza, per capirci, sia come consigliere comunale che come presidente di circoscrizione. Io ammiro in Stefano il coraggio, perché è giovane e volenteroso, non è l'unico per fortuna, è sicuramente più simpatico, più bravo del papà. Aveva molte opportunità di lavoro, non solo a Trieste e in Italia, ma anche all'estero, ma ha preferito battersi per la sua città. E a 20 anni, essendo il più giovane di tutta la storia italiana, tra gli eletti nei capoluoghi di provincia non è poco, secondo me. Ma non ho telefonato per fare la sua lode. Lui ha preso comunque il doppio delle mie preferenze circa, e quindi i dati parlano da soli. A proposito di dati, io faccio presente che l'unico sondaggio attendibile è quello delle urne, nel senso che l'appuntamento sarà il 2027, tutto il resto lascia lo spazio che trova, perché chi viene eletto non deve tenere la poltrona e pensare ai suoi interessi, ma battersi per il benessere della collettività. Quindi è un referendum che spesso viene chiesto, adesso parlo della Capinovia, ma potrei citare 3.000 altri casi a Trieste. Non ha nessun senso, perché chi viene eletto ha la responsabilità e il legittimo mandato dei cittadini e quindi deve operare delle scelte coraggiose, altrimenti può stare a casa, non serve candidarsi se non si ha il coraggio di fare delle scelte, anche impopolari, perché alla fin fine puoi anche andare a casa, ma ti sei battuto e hai la coscienza a posto. Io sono stufo di sentire questa città e veramente penso di trasferirmi con mia moglie, perché il non se può impera, come ha detto anche prima Stefano. Se tu sposti uno scoglio a Barcola, la gente, il personaggio che frequentava quello scoglio non ci va più perché lo ritiene suo. Se tu occupi il suo scoglio torna a casa, ma sono scene già viste. E siccome è il primo partito a Trieste, dai sondaggi, io chiedo che si candidino questi del non se può, che chiamino il partito non se può, è molto semplice, lo capiscono tutti a Trieste, e vediamo quanti voti prendono. Parliamo di penetrazione nord, parliamo di metropolitana leggera, parliamo delle pedane bus, 2 delle quali ho fatto fare io al tempo in via Fabio Severo con Onoberto e in via Italo Svevo, e non sono continuate poi. Parliamo della Barcola Copacabana, un progetto che avevo ripreso dal commendatore Primo Rovis, da Piero Camber, da altri che lavoravano con me, comunque con cui collaboravo. O del Ponte Curto, con cui concludo. 10 anni di comitati, 200 persone, 50 persone, 100, non lo so, fate voi. Venivano sotto il comune a protestare per ogni iniziativa. Dopo 10 anni una mia banale mozione approvata all'unanimità anche dall'opposizione è diventato un ponte di 25 metri che poi goliardicamente è stato chiamato Ponte Curto e potrebbe essere definito Ponte Vatta perché l'ho ideato io, ma c'era già. Bastava guardare le carte vecchie e l'unico tratto non collegato tra via Trento e via Cassa di Risparmio a Trieste era quello. Adesso ringraziano tutti i commercianti, rivive la zona, 1000 persone all'ora che passano e anni di comitati perché rovinava la prospettiva. È un ponte che hanno ricostruito dopo la seconda guerra mondiale tra Cherso e Lussino e l'hanno modificato. Abbiamo ripristinato una passerella di 200-300 mila euro di spesa e con progettazione interna, bellissima, quasi non si vede, leggera e trasparente e la gente protesta. Quindi ai non se poi dico candidatevi. A Stefano faccio il mio in bocca al lupo perché ci vediamo sempre di meno essendo indipendente totalmente dalla famiglia. E ringrazio Gullotta e tutta la vostra redazione per l'attenzione, sono finalmente riuscito a prendere la linea, volevo solo manifestare la mia insofferenza verso la gente che è contraria a tutto, a prescindere e per partito preso dall'inizio. Ci vediamo nel 2027 e vedremo chi avrà ragione. Aggiungo Andrea che è anche un bravo balloner, detta la triestina, il suo Stefano. Poi anche in quello supera il papà. È il mancino devastante. Lo so, io non ho giocato contro di lei, ma ho giocato contro di lui e posso confermare che... No, allora se non ha giocato contro di me è stato fortunato. Una battuta. Va bene. Comunque la simpatia e la bellezza l'ha presa dalla madre, decisamente. Un abbraccio a tutti voi e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei, grazie.
Grazie, una buona giornata. Intanto un paio di domande. Prima ti aspettavi che chiamasse papà? No, assolutamente no, infatti mi ha colto di sorpresa. La seconda, sapevi che voleva andare fuori da Trieste e trasferirsi con la mamma? Sì, sì, quello diciamo di sì, però sono magari quelle buttate che ogni volta si possono fare, però dai, non credo che lasceranno Trieste tanto presto. Però adesso lo trattiamo come un qualunque telespettatore. Come commenti questa telefonata? No, come allora ovviamente è facile dire che la maggior parte dei concetti che ha espresso mi ci ritrovo idealmente, ovviamente. Negli anni ho visto veramente tantissimi progetti al vaglio dei cittadini e soprattutto quando si formano spesso comitati contrari a un'opera, spesso sono sempre le stesse persone che fanno parte dei comitati, ma soprattutto un grande progetto secondo me si attende sempre qualche anno prima di vedere veramente quanto è stato importante e impattante. Ad esempio ha fatto l'esempio del Ponte Curto in piazza Ponte Rosso, abbiamo l'esempio delle pedane bus eseguite circa 20-25 anni fa, possiamo fare tantissimi esempi, però i concetti sono sempre quelli, ci sono numerose persone a Trieste che sono infastidite e che rimano contro a qualsiasi proposta. Poi ovviamente nel merito, nel senso che se una persona entra nel merito e dà le sue ragioni si può sempre discutere, anzi il confronto è il pane della politica, però purtroppo diciamo che da questo punto di vista, dal nostro punto di vista di amministratori, spesso ci scontriamo e abbiamo veramente a che fare con delle persone per le quali non va bene nulla, quindi è giusto anche il concetto di ok, abbiamo vinto le elezioni, governiamo, è giusto anche decidere e fare delle scelte importanti, perché sennò, come ha detto il telespettatore, va bene anche stare a casa, perché se non si prende nessuna decisione non serve essere eletti. Che poi c'è anche un altro dato, quello delle persone che non vanno a votare e che quindi in qualche modo lasciano agli altri decidere l'orientamento politico Anche. della città. E dopo si lamentano. Di base sì, di base dopo comunque non sono d'accordo. Allora la domanda iniziale sarebbe, ti sei interessato in momento di campagna elettorale se magari qualcuno poteva sposare maggiormente la tua idea? Perché è difficile dipingere addosso il mio ideale paro con ciò che trovo oggi nelle offerte, diciamo, politiche che mi si presentano davanti. Però almeno qualcosa di affine lo posso cercare di ritrovare, se non è a destra, a sinistra, sopra, sotto, giallo, verde, arancione. Assolutamente. Anche Solo che poi se qualcuno proprio decide di stare a casa, andare al mare perché già è primavera o non votare perché tanto siete tutti uguali, magari trovavi qualcuno, se facevi un piccolo sforzo, che poteva pensare che quell'opera è inutile, che invece quella ringhiera è necessaria. Quindi adesso ho preso ovviamente due riferimenti per par condicio, no? Però molto spesso questo non avviene. Adesso ultimamente, negli ultimi 10 anni. Sicuramente, ma anche perché, come ripeto sempre, è un discorso che in realtà ho fatto tante volte anche con i coetanei, con gli amici, che infatti, ovviamente anche diciamo un discorso che facciamo sempre ai giovani che sono disinteressati, che non votano, che non vanno a votare. Quello che ho sempre detto, anche i miei amici mi hanno detto tante volte: perché ti sei candidato, perché hai iniziato a fare un tipo di percorso. Gli ho detto: guardate, il 100% delle idee è impossibile che si tramuta in un partito, è impossibile che un partito abbia il 100%, esatto. Quello che è il tuo credo. Devi trovare quello che più ti rappresenti, ti raffiguri, e ovviamente qualora non lo trovassi, secondo me devi comunque o fare uno sforzo in più, o comunque, se ti interessa veramente, mettiti in gioco, perché no, prova. Ci sono delle liste civiche, ad esempio, che non rappresentano dei partiti, che non sono appunto, non è come far parte di un partito, ma semplicemente perché magari là puoi avere un po' più margine di manovra. Se poi una persona diciamo ha intenzione di mettersi in gioco, può sempre farlo, però sicuramente se si aspetta di essere d'accordo col 100% con tutti, è difficile, è molto difficile poterlo ritrovare, esatto, nell'offerta politica generalizzata, insomma. Sì. Le liste civiche in qualche modo, se non pilotate, nascono anche per quello, esatto, fare in modo che un'idea comune di qualcuno che ha un orientamento, può essere più a destra, può essere più a sinistra, può essere più centrista, liberale, estremo,
trovi in qualche modo un consenso che dopo raggruppa un numero di persone. Se poi queste sono appoggiate e trovano un'affiliazione, bene, altrimenti restano una minoranza che ha provato a esprimersi su una determinata tematica e non ha avuto presa. Ne abbiamo tanti di esempi in città. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Attilio, buongiorno dottor Bullotta e buongiorno anche al consigliere Vatta. Buongiorno. Che faccio i miei complimenti sia per la sua attività che quella del padre. Ce ne vorrebbero di persone di questa natura e con questa determinazione, prima di tutto. Chiamo per due motivi. Il primo, per rispondere alla mail del telespettatore precedente in ordine alla clandestinità e quello che stava dicendo per ciò che riguardava la sentenza della magistratura. Condivisibile per alcuni aspetti, ma mi permetto di ricordare, con tutta modestia, che il titolo di rifugiato politico non è che qualcosa che si ottiene attraversando un confine e raggiungendo in questo caso il nostro territorio, ma ci sono delle valutazioni che vanno fatte in tutta una serie di situazioni che la persona ha attraversato nel suo paese, le motivazioni che l'ha portato ad andarsene. Fintanto che ciò non avviene è di factum un clandestino, perché attraversa un confine senza documentazione e senza titolo. Dopodiché le autorità preposte faranno le loro valutazioni e daranno o meno il titolo di rifugiato. Fintanto che ciò non avviene, sono di fatto clandestini e non sono migranti e non sono altro che tali. Questo solo per puntualizzare. Io non ce l'ho con nessuno, però mi pare corretto dare il giusto nome alle cose. Detto questo, ed è evidente all'occhio del profano, mi passi il termine, quello che ho detto. Detto questo, volevo fare una considerazione, anzi una domanda al consigliere Vatta, che lui sappia la gestione dei topolini è oggi del comune, se non vado errato, chiedo conferma di ciò. Topolini è sotto diciamo, ecco, quindi i bagni e le docce che attualmente sono operativi e presenti, e anzi di questo va ringraziata l'amministrazione, perché siamo tra i pochi in Italia ad avere una zona costiera che offre questi servizi, inclusi bagni e docce gratuiti. Però volevo evidenziare una cosa, che io che sono un frequentatore ho notato che da questa stagione chiudono le docce e i bagni alle 18:30, che mi pare un orario quantomeno, mi passi il termine, riduttivo, visto che alle 18:30 c'è ancora sole e non si pretende che vengano aperti fino alle 21, ma fino agli anni scorsi tenevano aperti fino alle 19:30. Quindi non so se è un problema di appalto rilasciato all'azienda che oggi segue la gestione oppure semplicemente altri motivi, però volevo segnalare questa cosa e pregare se ci facesse parte in causa per verificarla, perché ripeto, mi pare banale dirlo, 18:30 nel pomeriggio di tutti i giorni, tanto più sabato e domenica, è un orario in cui le persone fanno ancora, è piena giornata di mare ancora. Chiaro. Tutto qui. Io intanto vi ringrazio molto della disponibilità e complimenti sempre per la trasmissione. Grazie, dobbiamo andare in chiusura, quindi risposta rapida. Rapidissimo, grazie. Allora ho preso nota, vedremo cosa si potrà fare e ovviamente condivido, nel senso che io finisco di lavorare alle 18:30 ogni giorno, quindi dopo se voglio andare a farmi un tuffo non posso avere a disposizione una doccia. Ringrazio Bernardo per la disponibilità, ringrazio le telefonate da casa, una anche inaspettata ma comunque molto piacevole, e buona giornata a tutti. Per quanto riguarda i topolini chiederemo all'assessore Lodi, lo dico ad Attilio, e vediamo un attimo se i criteri di questo orario sono dettati dall'uno o l'altro motivo, poi magari sapremo essere più completi non appena avremo una risposta. Grazie a tutti, grazie Vatta, noi ci rivediamo in campo, se non ci rivediamo qui prima. Io da difensore, tu da attaccante. Prossimo mercoledì. Grazie a tutti e arrivederci.